Benvenuti, diamo inizio alla seconda giornata dedicata al convegno internazionale alla corte della cancelleria. Pietro Ottoboni, la politica delle arti nella Roma del Settecento, avviato ieri pomeriggio da British School, e quindi ringraziamo anche il nome del Presidente dell'Accademia Nazionale San Luca, professor Francesco Cellini. E oltre a ringraziare la British School, è sempre più frequente questo modo, considerando l'Accademia di San Luca, di creare collaborazioni con istituzioni di alto profilo, sia in ambito romano che in ambito nazionale e internazionale. Ma ringrazio soprattutto Cari Wolf e Tommaso Manfredi che hanno concepito la bellezza complessiva del programma questo convegno, e non voglio togliere tempo, i relatori sono tanti, voglio solo ricordare che giustamente Tommaso Manfredi in un suo saggio dedicato a Filippo Duvarra ricordava come Selva, siamo alla fine del Settecento, l'architetto veneziano Selva in qualche modo lasciasse, anzi volesse urgentemente ritornare nella sua Venezia, un po' forse risvegliato dal clima romano, dal clima cortigiano romano, dove diceva ci sono 100 architetti che sono buoni a nulla e soprattutto tutti dediti al camarile, cortigiane, eccetera. Quindi giustamente Selva voleva ritornarsene, non perché Filippo Duvarra si trovasse bene in questa dimensione, diciamo, cortigiana a Roma, però sicuramente almeno a partire dal 704, forse in un rapporto con Napoli per alcuni spettacoli del suo compatriota messinese, ma più tardi nei suoi rapporti soprattutto per le feste a Palazzo della Cancelleria, per le feste, per gli oratori, per le varie attività effimere in Palazzo della Cancelleria, farà proprio apprendistato per rendersi realmente saldo e solido nel suo rapporto con la corte sabauda. E dicevo, l'importanza di questo convegno è anche nel fatto che l'Accademia, in fondo, sul cardinale Ottoboni credo abbia avuto pochi rapporti, anzi se devo bilanciarli in maniera un po' ruvida, direi che forse Ottoboni non amava molto l'Accademia. Infatti Cari Wolf adesso ha presentato un progetto dicendo probabilmente pensavo fosse stato là, nemmeno quello era stato allocato dallo stesso Trentani, sono tutte acquisizioni successive e questo la dice lunga anche sul fatto che proprio ai primi del Settecento Ottoboni pensa a un'altra accademia. L'Accademia anche qui, siccome il prozio pontefice muore dopo 2 anni e non di più, ecco, si ritrova, diciamo, in difficoltà e lui pensa di omaggiare Albani pensando a un'accademia forse nei luoghi dell'Arcadia, no? Questa accademia che si dovesse chiamare Accademia Albana, e non è un caso che sempre Ottoboni partecipa alle mostre pubbliche nel chiostro dei Piceni a San Salvatore in Lauro nel 704 e poi nel 714, prestando, e sono state trovate anche le risse dei quadri, Pietrangeli in una straordinaria piccolo, intenso saggio sulla storia dei romanisti aveva riportato e costruito questi 14 quadri prestati nelle 2 occasioni appunto ai Piceni, ecco, mentre non partecipava Ottoboni alle mostre pubbliche dell'Accademia di San Luca. Ecco, quindi anche questo mi sembra un segnale di, non dico di distacco, ma di poca, diciamo, condivisione. Ecco allora che questo tipo di attività, come il convegno di oggi, serve anche a capire perché poi alcuni artisti, penso alla scoperta di Angelo Bianco a proposito di Corrado Giaquinto, io conoscevo soltanto la straordinaria funzione della Rocca di Papa e riscopro che lei facendo questo lavoro capillare sul territorio, in particolare sul territorio vitervese, sulla scia degli studi di Falvi, scopre a Valentano uno straordinario quadro di Giaquinto della Madonna con le anime purganti. Ecco, allora forse è il caso che questo convegno dia avvio anche a questi approfondimenti locali, diciamo, di riscoperta di quanto dell'eredità ottoboniana è rifluito e che ancora va indagato, misurato come terreno appunto tutto di riscoperta. Mi auguro che in questo il convegno sia molto utile e quindi chiamerei al tavolo Flavia Matiti, senza ricordare che oggi è anche l'80° anniversario di Maurizio Fagiolo. Avevamo in animo con Tommaso e Cari di far aprire il convegno a Maurizio Fagiolo, che
avuto relazioni importanti con la cultura, soprattutto con la cultura del film. Pensate alla serie straordinaria dei libri sulle feste avviata da Maurizio Fagiolo per l'editore De Luca, e quindi con il cardinale Ottoboni avrebbe avuto molto a che fare. Marcello mi pare non sia ancora arrivato, chiederemo oggi di fare un piccolo intervento di omaggio al fratello Maurizio. Flavia Mattiti al tavolo. Mi sono fatto sorprendere che avevo nella sacca, dove porto tutte le cartuccelle della giornata, c'era un numero mitico, mi pare del 94, della storia dell'arte, fondata da Argani, diretta da Oreste Ferrari, Calvesi, dove c'era un saggio suo straordinario, di grande acribia filologica, un approfondimento incredibile dai dati oggettivi per ricostruire le peregrinazioni, la storia nella propria dimensione quotidiana, e tranne che per alcuni anni, per dal 7 al 17, è stata bravissima perché ha riscoperto l'universo ottoboniano in maniera esemplare da cui tutti dobbiamo partire. Prego. Non so se adesso sì, adesso è acceso. Io vorrei innanzitutto ringraziare Francesco Moschini anche per l'ospitalità qui in Accademia, di cui Ottoboni era appunto un membro dell'Accademia di San Luca. Naturalmente ringrazio i curatori per avermi invitata, Karin Wolf e Tommaso Manfredi, e per avermi dato l'opportunità di tornare a occuparmi di Ottoboni in un giorno per me poi così speciale, perché appunto oggi Maurizio Fagiolo avrebbe compiuto 80 anni e io devo a lui tante cose, ma anche lo studio di Ottoboni, perché il mio interesse per Ottoboni cominciò negli anni 90 perché un giovane libraio all'epoca, Antonio Pettini, ritrovò un manoscritto bellissimo della Santa Genuinda che aveva un disegno all'interno di Gaulli del Baciccio, e lo diede a studiare, da studiare a Fagiolo, e io collaborai con lui, e da lì poi iniziò il mio amore appunto per questa figura così importante tra la fine del 600 e i primi 40 anni del 700. Poi appunto con Olszewski, che studiava Ottoboni già da tempo, avevamo in progetto di fare una mostra per il giubileo del 2000, che poi purtroppo non andò in porto, al solito per questioni di fondi, e anche lì Maurizio e anche Marcello Fagiolo furono, cercarono di tutto per trovare questi finanziamenti, ma poi non si riuscì, anche col comitato per il giubileo, e io dopo mi sono allontanata da questa figura, come succede adesso. Studio più che altro il Novecento, e quindi ho accettato questo invito proprio per questa felice coincidenza, perché altrimenti mi sarebbe sembrato anche un po' un azzardo ritornare su questi temi. È stato scritto tantissimo in questi anni, ma nel frattempo nel 2012 mi fu chiesto dalla Treccani di scrivere la biografia per il dizionario biografico, e quindi anche in quell'occasione ci fu un ritorno a questo primo amore, e adesso appunto devo ai curatori di tornare ancora una volta su questi temi. Il mio intervento dovrebbe essere di carattere biografico, però in fondo gli interventi saranno così tanti e metteranno in luce tutte le sfaccettature di questa figura così complessa, per cui alla fine ho pensato che nel breve spazio di questo intervento, più che fare un elenco di tutte le cariche che lui ha avuto, che sono tantissime e che poi verranno fuori nel corso del convegno, ho pensato di indagare un po' il suo carattere e la sua personalità, e questo attraverso le sue parole e quelle dei contemporanei. Naturalmente anche su questo ci sarebbe tantissimo da fare, visto che è un uomo che per 50 anni è stato vice cancelliere, che era appunto
appunto la carica più importante, cioè la seconda dopo il Papa, la più importante. Ma volevo giusto dire ancora a proposito delle biografie, ricordare che anche Maurizio Fagiolo amava molto le biografie, ne aveva scritta una su De Chirico, appunto, che era uscita dalle Mandi nel 98, e poi ne aveva pubblicata una su Bernini nel 2001, e anche per questo motivo ho pensato di dare al mio intervento, che vuole essere naturalmente un omaggio a Maurizio Fagiolo, questo carattere più appunto spiccatamente biografico. E, tra l'altro, preparandolo ho ritrovato la dedica che mi aveva scritto quando pubblicò il libro di Bernini di La Terza, e c'era scritto a matita piccolo piccolo come faceva lui: per Flavia, questo libro fatto soltanto per incoscienza, e tra parentesi qualche volta aiuta perché in effetti quando si studia un po' di incoscienza anche serve. E quindi appunto il passo alla fine non sarà comunque una biografia agiografica, perché Alberto Savinio diceva i biografi si dicono biografi, ma in verità sono agiografi in borghese. Ecco, la mia intenzione invece sarebbe proprio quella di non fare una geografia. Del resto Ottoboni era già agli occhi dei contemporanei una figura molto controversa, perché alcuni ne lodavano la grande generosità, altri lo consideravano diciamo uno spendaccione per dirla, i commenti erano anche molto più sferzanti, quindi già all'epoca era una figura che veniva interpretata in modo diverso. Appunto, partendo dalla figura di vice cancelliere, come vi dicevo, lui venne nominato vice cancelliere dal prozio, il Papa Alessandro VIII Ottoboni, nel 1689, e da allora ha sempre ricoperto questa carica, perché era appunto una carica a vita che aveva anche portava con sé diversi privilegi. E qui ho messo un'immagine un'incisione dal volume di Coronelli che mostra tutti i vice cancellieri, ma anche questo termine vice cancelliere non prevedeva che ci fosse un cancelliere, cioè il vice cancelliere era la massima autorità e si chiamava vice solo per sminuirlo un po', perché la carica più importante era il Papa, che era cancelliere di Dio. Quindi vi rendete conto appunto dell'importanza che rivestiva Ottoboni nel panorama non solo culturale, che poi sarà oggetto dell'indagine di oggi, ma anche appunto politica. Diciamo le caratteristiche di questa figura, come scrive Carlo Bartolomeo Piazza nella sua gerarchia cardinalizia, sono lo splendore e l'autorità, sono le due dignità collegate alla figura del vice cancelliere. E questa è la dimora in cui Ottoboni ha vissuto per 50 anni. Ho preferito mettere questa incisione di Piranesi perché ne mette in luce un aspetto un po' più torvo, che è quello che percepivano poi gli ultimi che andarono a trovare Ottoboni, questi giovani esponenti dell'aristocrazia o comunque della borghesia europea, che andavano a trovare Ottoboni perché era ancora allora un punto di riferimento imprescindibile, ma che lo vedevano in una luce già così decadente, potremmo dire. Il palazzo, per esempio, Charles de Brosse, che sarà poi il futuro presidente della Corte di Borgogna, ha lasciato un ricordo che è divenuto famoso. Lui nel 1739 va a trovare Ottoboni, poi Ottoboni morirà l'anno dopo nel suo palazzo alla Cancelleria, e in una lettera che viene citata spesso lamenta di essere stato accolto molto freddamente, sebbene Ottoboni fosse ormai da 30 anni, perché nel 1709 era
stato nominato protettore della corona di Francia, come è stato ricordato anche ieri. Eppure è stato Charles de Brosse, dice che è stato accolto freddamente e giudica il palazzo triste e buio e il cardinale lo trova vecchio e malandato. Tuttavia nello stesso anno praticamente abbiamo una testimonianza un po' diversa invece di Horace Walpole, che ricorda, scrivendo sempre ad un amico, gli dice: voglio farti un esempio della sua, cioè di Ottoboni, generosità o piuttosto ostentazione. Quando Lord Carlisle era qui l'anno scorso, cioè nel 1739, quindi lo stesso anno di Charles de Brosse, chiese il permesso di vedere la collezione di cammei e intagli del cardinale. Ottoboni glielo accordò e dette ordine alla persona incaricata di mostrare al Lord la collezione di fare attenzione a quali pezzi avrebbe ammirato di più. Il Lord ne ammirò parecchi. La mattina seguente gli furono tutti recapitati. Egli inviò al cardinale un bell'orologio d'oro e subito ne ebbe in cambio una tabacchiera in agata e svariati altri cammei per un valore 10 volte superiore. Voilà chi è finì, commenta Horace Walpole. Però a me sembra che appunto in questi giudizi, perché anche Horace Walpole più che di generosità parla di ostentazione, certo c'era anche questo aspetto nei doni, è chiaro che avevano in questo contesto un risvolto politico, però mi sembra che ci sia anche un giudizio di una generazione nuova, appunto di giovani che vedono il cardinale un po' come il simbolo di un mondo ormai al tramonto. Famoso è un'altra frase di Charles de Brosse che in un'altra lettera quando racconta la situazione alla morte di Clemente XII, di quali sono i cardinali papabili, scrive: Ottoboni, il decano, perché era divenuto il decano del Sacro Collegio, nipote, in realtà pronipote di Alessandro VIII, veneziano, protettore di Francia, creato cardinale a 17 o 18 anni, in realtà a 22, privo di morale e di credito, debosciato, ridotto alla rovina, amatore d'arte, fanatico musicofilo. Infatti poi nel corso del convegno vedremo che forse l'interesse maggiore del cardinale era rivolto proprio alla musica e alle lettere. E lui stesso scriveva e tra l'altro ebbe delle stroncature terribili anche in gioventù, gli avevano detto che era uno scrittore insopportabile, insomma, quindi a volte stride il fatto che fosse una figura così importante eppure non ricevesse delle critiche anche così velenose. Ecco, questo è il testamento del cardinale che si trova all'Archivio di Stato e naturalmente il testo è scritto dal notaio, dal suo segretario, però la firma è autografa e l'ho voluta mettere perché fa impressione. Pensate che il testamento venne scritto il giorno stesso della sua morte e potete vedere appunto questa grafia ormai incerta e tremolante in cui il cardinale si firma, che poi non è del tutto leggibile, ma Pietro Cardinale Ottoboni, vescovo di Ostia, vice cancellario, decano, collegio, ma insomma vedete che collegio alla fine quasi non riesce più a scriverlo. E infatti abbiamo una testimonianza del Valesio di domenica 28 febbraio, che è vedete c'è anche la data, Roma 28 febbraio 1740, che lui scrisse il testamento lo stesso giorno in cui poi poche ore dopo morì. E Valesio ricorda: crescendo vieppiù, perché scusate, non vi ho detto che appunto il cardinale
probabilmente si ammalò partecipando alla famosa cavalcata funebre, perché era morto da poco Clemente XII, c'era stata la cavalcata, lui partecipa con il mantello che insomma lo impaccia, e poi era febbraio, quindi insomma a Roma febbraio comunque è forse il mese più freddo, e quindi da lì si ammalò ai polmoni e nel giro di poco, perché sebbene fosse una figura, addirittura pensavano almeno alcuni che potesse aspirare al soglio pontificio, invece nel giro di pochi giorni se ne va. E Valesio scrive: crescendo vieppiù il male al cardinale Ottoboni, questa mattina fu comunicato per viatico e la sera, essendo all'estremo, ebbe l'olio santo e fece testamento, lasciando erede fiduciaria la duchessa di Fiano Vecchia, già moglie di Don Marco Ottoboni suo zio. Dopo un'ora di notte passò all'altra vita, non gli furono ritrovati denari, essendo morto carico di debiti. E un conto che fa Valesio più tardi, quando il 28 giugno cominciano ad essere venduti i suoi beni, è che il debito ascendeva a circa 170.000 scudi, ma probabilmente erano ancora di più, quindi una cifra favolosa. Del resto il cardinale aveva sempre vissuto, diciamo, al di sopra delle sue possibilità, sebbene fosse dotato di comunque tantissime risorse. E ecco, questo è il testamento che comincia. Il testamento è anche denuncia un po' il carattere della persona, e lui comincia dicendo, ci sono ovviamente delle formule di rito, comunque lui dice: io sottoscritto Pietro Cardinale Ottoboni, decano del Sacro Collegio, sano di mente, senso, loquela, vista, udito e intelletto, benché infermo di corpo, giacendo in letto e temendo il caso della mia futura morte, per non essere in questo mondo cosa più certa né più incerta dell'ora, e punto di essa ho deliberato fare il presente mio testamento. Il testamento sono 4 pagine in cui lascia l'erede fiduciaria Maria Giulia Boncompagni Ludovisi, che era la vedova di Marco Ottoboni, erede praticamente di tutto, ma in realtà la lascia erede dei debiti sostanzialmente, e le dà giusto qualche istruzione riguardo alle suppellettili sacre da lasciare ad alcune chiese. E poi la cosa singolare è che su 4 pagine una è dedicata al suo maestro di casa, anche se ultimamente è stato anche studiato l'importanza che avevano i maestri di casa nelle corti del 6 e 700, però appunto viene dedicato una grande parte del testamento proprio per difenderlo, perché evidentemente, sapendo di morire carico di debiti, aveva paura che se la prendessero col suo maestro di casa, e quindi arriva a minacciare chi lo avesse fatto di diseredarlo. E andando avanti con il testamento, appunto, il primo pensiero va all'anima, in primis incominciando dall'anima come cosa più nobile e degna del corpo, quella dunque con ogni umiltà e devozione possibile raccomando al Santissimo Iddio, alla gloriosissima sempre Vergine Madre Maria, al mio Sant'Angelo Custode e al glorioso San Filippo Neri. Ecco, qui emerge la devozione che l'ha contraddistinto per tutta la vita a San Filippo Neri. Lui aveva anche 2 stanze nell'oratorio della Chiesa Nuova dove poteva recarsi a fare i ritiri spirituali, appunto. Poi ha dedicato anche tanti oratori appunto a questa figura. Qui ho messo giusto un'edicola dove viene raffigurato, insomma, per ricordare questo aspetto. Poi subito dopo in questo testamento si riferisce al corpo e dice: il mio corpo poi, separato che sarà dall'anima,
voglio sia trasportato nella venerabile chiesa di San Lorenzo in Damaso. Dice semplicemente trasportato. La chiesa di San Lorenzo in Damaso, come sapete, è quella annessa alla cancelleria, e il titolo spettava anche quello a vita al vice cancelliere. Qui ho messo un dipinto che raffigura la chiesa com'era all'epoca di Ottoboni, perché poi è stata molto rimaneggiata nell'Ottocento, e appunto lui fa trasportare il suo corpo in questa chiesa, e il Cracas ci dice: il di lui cadavere, dopo essere stato aperto ed imbalsamato ed esposto per 2 giorni nella camera d'udienza del Palazzo della Cancelleria Apostolica, fu trasportato privatamente nella Basilica di San Lorenzo in Damaso, già tutta nobilmente e vagamente apparata al lutto, ed ivi esposto mercoledì mattina, cioè il 2 marzo, sopra alto letto con attorno 104 ceri. Vennero celebrate le solenni esequie ed il defunto venne tumulato nella sepoltura fattasi di già costruire avanti la cappella del Santissimo Sacramento. Ma questo è un po' un mistero, perché in realtà di questa sepoltura non c'è traccia nella chiesa. Questa è la cappella del Santissimo Sacramento così come si presenta oggi. Sulla sinistra c'è la statua di Sant'Ippolito, che si trovava in realtà in origine nella confessione, che venne rinnovata appunto sempre per volere del cardinale Ottoboni, e questa cappella venne consacrata nel 1736 ed esiste prima scusate, vi volevo leggere un altro episodio un po' increscioso che accade sempre nel giorno delle esequie. E Valesio ci dice: doveva predicare un certo abate Trambagli, piacentino, ma i canonici di San Lorenzo in Damaso dichiarano di non voler pagare l'emolumento e quello di non voler predicare. Interviene allora il Sacro Collegio, rassicurando il predicatore che verrà pagato dal nuovo vice cancelliere. Quindi vedete che Ottoboni era così pieno di debiti che appunto nemmeno il predicatore vuole predicare in occasione delle sue esequie, e quindi questo forse fa un po' luce sul fatto che probabilmente una sepoltura in realtà non era stata fatta in questa cappella. Se noi andiamo adesso a vederla, c'è un cartello, insomma, questo informativo, che dice: il cardinale Ottoboni è seppellito nel sotterraneo in corrispondenza dell'altare. Però appunto in realtà questo sotterraneo uno se lo immagina un po' una cripta, perché in realtà si sa che sotto questa cappella c'erano 2 ambienti che venivano adibiti a sepoltura dei confratelli del Santissimo Sacramento. E quindi leggendo sopra questa indicazione io immaginavo che sotto ci fosse appunto una cripta con una lapide, che sono riuscita, grazie al parroco di San Lorenzo in Damaso, a cui sono molto grata, a entrare in questi sotterranei, e in realtà lo spettacolo che si presenta penso che parli anche da sé, sembra quasi un bunker, perché appunto tutta la chiesa, ma in particolare i sotterranei, sono stati molto rimaneggiati nel corso dell'Ottocento a più riprese, ma praticamente questa cripta se c'era, ma non esiste più. Al centro c'è questa struttura che la invade quasi completamente, e sulla quale è disposta una lapide, che però non è propriamente la lapide tombale, insomma. Adesso vi posso, ecco, guardate in che stato poi completamente slavata,
e c'è scritto Pietro Cardinale Ottoboni, vice cancelliere di Santa Romana Chiesa, per sé e per i suoi posteri consanguinei anno salutis 1736, e quest'anno non è l'anno della morte, appunto, perché Ottoboni è morto nel 1740, è piuttosto l'anno di dedicazione della cappella, quindi può darsi che in origine questa epigrafe fosse posta sul pavimento della cappella e poi sia stata portata sotto, oppure in realtà che fosse stata messa già sotto in questa cripta, però comunque non indica il luogo di sepoltura del cardinale, che ho l'impressione sia andato anche perso. Non so se si trovano appunto ancora le sue ossa, perché il cartello poggiato sulla balaustra diceva il cardinale Ottoboni è seppellito nel sotterraneo in corrispondenza dell'altare, quindi questa epigrafe sembra più che altro indicare a memoria questo fatto. E tra l'altro appunto è anche possibile che, essendo morto così povero, se non c'era un predicatore che voleva predicare col rischio di non essere pagato, forse non c'era nemmeno uno scalpellino che facesse una tomba, cioè una lapide per la sua tomba. E questo però mi è sembrato veramente singolare, nel senso il contrasto, no, tra una figura di mecenate, di grandissimo collezionista, amante del bello, che poi conclude la sua vita in modo così misero. Evidentemente lui non aveva pensato davvero a farsi costruire un sepolcro, mentre invece sappiamo quanta energia aveva speso per fare il sepolcro del prozio di Alessandro VIII in Vaticano. Quindi c'è questo contrasto terribile, trovo, e questa lapide da slavata credo parli proprio da sé. Però non volevo concludere con questa immagine, sto concludendo, ma per risollevarci un po' avevo messo perché gli elogi, prima abbiamo parlato di alcune critiche fatte al cardinale, ma ovviamente anche tantissimi elogi furono fatti in varie occasioni. Questo è un componimento fatto in occasione proprio della prima inaugurazione del sepolcro di Alessandro VIII, però fatto a Napoli da un'arcade che faceva parte di questa colonia Sebezia, appunto, che venne fondata nel 1703, e tra le caratteristiche che secondo lui caratterizzavano, il cardinale, c'è la gentilezza e l'affabilità, l'ingegno pronto, e così in generale è un po' quella idea della dolcezza del vivere, come è stato detto, che secondo me il cardinale incarnava e che poi appunto i viaggiatori del Grand Tour forse non riconoscevano più come effettivamente delle doti. Ma Aniello Alessio Di Blasio, in questa orazione in lode di Ottoboni del 1706, dice che il cardinale aveva in bel misto, vediamo, congiungere la severità con la piacevolezza, la gravità con la semplicità, la maestà con la benevolenza. E quindi volevo concludere il mio intervento con la grande bellezza, che è appunto questo film famosissimo, ha vinto l'Oscar nel 2013, perché nella versione integrale, non nel film del 2013, ma nella versione integrale che è del 2016, la stavo vedendo, a un certo punto sento Ottoboni e io ho pensato, ma si vede che ormai sono diventata proprio ossessionata da questo nome, e invece effettivamente nella scena iniziale, che è molto importante, viene pronunciato questo nome perché la scena iniziale di apertura del film di Sorrentino si svolge
sul Gianicolo, presso la fontana dell'Acqua Paola, e questa fontana fu fatta erigere da Paolo V Borghese, ma c'è un intervento anche di Ottoboni, che di solito, Ottoboni però il Papa Alessandro VIII, che però di solito non viene ricordato, e quindi mi sembrava bello il fatto che in una città come Roma, che ricorda piuttosto altri papi come, non so, il Borghese o gli Albani, perché anche nella toponomastica sono rimasti, gli Ottoboni sono praticamente scomparsi, quindi a parte una cerchia di studiosi, quando uno fa il nome di Ottoboni è raro che qualcuno lo sappia collocare o sappia chi sia, e quindi il fatto è una sorta quasi di risarcimento, diciamo, di costume, il fatto che in un film così famoso, visto in tutto il mondo, qualcuno pronunci questo nome, e il nome è pronunciato da sono andata a fotografare appunto lo stemma Ottoboni papale, che fa sì che in questa scena iniziale, in cui si vedono un gruppo di turisti giapponesi presso la fontana, c'è la speaker, la guida turistica, che illustrando la fontana appunto fa il nome di Ottoboni, in quanto Papa che ha incaricato Carlo Fontana di trasformare alcune parti. E ad un certo punto dal gruppo si stacca un turista giapponese, si va verso la balaustra da cui si affaccia e vede tutta Roma, e fotografa, ma ad un certo punto viene colto da un malore, da un infarto, Sorrentino dice proprio dalla sindrome di Stendhal, e muore. E il film si apre così, c'è sempre questo contrasto tra il sacro e il profano, tra il livello alto e quello proprio sgangherato della città di Roma. E l'ultima immagine, dice Sorrentino nella sceneggiatura, è per Roma, lì dietro, ferma e assolata, monumentale e bellissima e insensibile. Ecco, mi sembra, da quello che abbiamo visto anche della situazione attuale della presunta tomba di Ottoboni, che Roma sia stata, ecco, un po' insensibile nei confronti del cardinale Ottoboni, e speriamo che nel corso di questo convegno invece si riscatti appieno. Io poi avevo anche un minuto questa scena, però non so se... Comunque grazie intanto, e poi sentiremo... Slavata alla sontuosità della grande bellezza.
tavolo ci parleranno gli artisti del Cardinale Ottoboni, Filippo Juvara, dalla Cancelleria alle Corti d'Europa. Grazie Francesco, ma grazie non solo per avermi introdotto, ma soprattutto per la tua disponibilità, insomma, per la tua visione delle cose che praticamente ogni settimana ci consente di avere degli appuntamenti culturali di straordinario valore e tra l'altro tutti, e so che ti fa piacere che io lo dica, sono tutti visibili sul sito dell'Accademia, quindi è una memoria, altro che radio radicale, tu sei la radio radicale sostanzialmente dell'arte, dell'arte Roma, quindi hai tutto registrato e tutto chiaramente una testimonianza straordinaria del lavoro che fai per il quale ti voglio ringraziare. Ma voglio ringraziare anche oggi nello specifico Flavia Matitti, che ha davvero brillantemente messo nella giusta luce, direi, il protagonista di questi nostri incontri, mettendo in evidenza proprio questo contrappunto continuo nella sua vita tra un ideale che tra l'altro lui stesso ha coltivato e poi un reale che invece arriva poi a degli estremi davvero impressionanti quali quelli che hai segnato. E ti voglio ringraziare anche per un'altra cosa, io non sono su Facebook, ma hai mandato questa immagine che forse qualcuno di voi avrà visto, collegata quando uno mette convegno Ottoboni, più che il convegno Ottoboni probabilmente esce un'altra cosa con il Cardinale Ottoboni nella parte superiore della pagina, e poi degli 8 boni, cioè 8-boni, cioè cosiddetti boni, sono dei personaggi, diciamo una fotografia con 8 persone che ritenute da chi ha fatto questo come si chiamano, post, insomma questo, diciamo che il livello di conoscenza evidentemente è un altro prova del livello di conoscenza di Ottoboni, ma no, io vorrei, prendendo spunto da molte cose, per quello che ti ringrazio nello specifico, arrivare invece a delineare un po' un aspetto, sì, più volte accennato, ma mai forse approfondito, di un suo contributo, no? Un suo contributo alle vicende dell'arte, ovviamente vicende dell'arte intese in un'accezione molto ampia, quale arte e letteratura, arte e poesia, arte ovviamente musica, opera musicale nello specifico. E quindi vorrei cominciare con questa diapositiva, che rappresenta una breve quanto significativa eco della presenza e del ruolo di Filippo Juvara alla corte romana del cardinale Pietro Ottoboni, e proviene da Londra, dalla Londra di fine agosto 1719, cioè 5 anni dopo il trasferimento dell'architetto messinese a Torino al servizio di Vittorio Amedeo II di Savoia. Precisamente ci viene questa testimonianza dalla residenza reale di Hampton Court a Richmond, da dove il poeta e librettista romano Paolo Antonio Rolli scriveva all'ambasciatore estense Giuseppe Riva, temporaneamente ad Hannover a seguito di Re Giorgio I, così: è stato in Londra Don Filippo Juvara, quel bravo architetto siculo che faceva le belle scene d'Ottoboni in cancelleria a Roma. Egli è al servizio del re dell'Alpi e veniva da Portogallo, dove fu dal suo re mandato a quell'altro re per la direzione di un palazzo e di una cattedrale. Fu rubato di molta somma mentre andava a spasso presso l'Alto Barco nel Coppè con l'inviato portoghese, ma che importa? È stato pensionato da quel re di 1000 scudi annui e fatto cavaliere del suo ordine oltre la paga del suo padrone. Quindi, attraverso la penna del poeta celebrato dalla nobiltà londinese, Rolli, il racconto della rapina subita da Juvara mentre passeggiava in Hyde Park, l'Alto Barco, in compagnia dell'ambasciatore portoghese Don Jacinto Borges Pereira de Castro, di cui era ospite, ci proietta direttamente nel variegato mondo internazionale degli artisti di corte.
L'immagine dell'abile e fortunato architetto di due re è sovrapposta a quello del famoso scenografo del cardinale Pietro Ottoboni. Così la nostalgica evocazione di Rolli della sua passata frequentazione di Juvara alla corte ottoboniana della Cancelleria insieme al maestro Gian Vincenzo Gravina si sovrappone al fresco ricordo del suo breve passaggio a Londra. L'accenno alle prebende e alle regalie ottenute da Juvara nel corso del trionfale soggiorno di 6 mesi appena trascorso alla corte di Giovanni V a Lisbona, 1000 scudi anni di pensione appunto, il titolo di Cavaliere dell'Ordine di Cristo, con la relativa croce che vediamo aggiunta al suo ritratto eseguito anteriormente da Francesco Trevisani, altri gioielli, oltre alla paga del suo abituale padrone, Vittorio Amedeo II, re che lo aveva inviato come un vero e proprio dono diplomatico a un altro re. Questo riflette il contesto di generosa disinvoltura nel quale Juvara e lo stesso Rolli, in tempi e modi diversi, erano stati introdotti alla corte ottoboniana. E del resto, anche il breve soggiorno di Juvara a Londra nell'estate del 1719, come ho già avuto modo di dimostrare recentemente, non fu altro che un riflesso della corte ottoboniana. Egli infatti fu ospite del conte di Burlington, che proprio sull'esempio di Ottoboni, frequentato durante il primo soggiorno italiano nel 1714-15, aveva creato un vero e proprio cenacolo poetico, musicale naturalmente, nei rinnovati interni della residenza urbana a Piccadilly e in quella suburbana Chiswick. Un cenacolo animato dallo stesso Rolli e da altri 3 personaggi della stagione musicale alla Cancelleria: il notissimo violoncellista e compositore Filippo Amadei e i violinisti Pietro e Prospero Castrucci, già pupilli di Ottoboni, da lui ingaggiati a Roma e condotti a Londra nel maggio del 1715. È noto come Rolli e i 3 musicisti fossero stati appena coinvolti da Burlington nell'azione di rilancio dell'opera musicale italiana in Inghilterra, quindi conseguita con la fondazione della Royal Academy of Music, ufficializzata da Giorgio I il 27 luglio 1719. Sono date non casualmente coincidenti. Se si aggiunge che con ogni probabilità anche Domenico Scarlatti si trovava a Roma in quel periodo, prima di passare a Lisbona al servizio di Giovanni V ancora, questo avvenne alla fine di novembre, appare chiaro che Burlington, seppure per un breve periodo, aveva ricomposto simbolicamente una parte significativa delle compagini teatrali romane del cardinale Ottoboni nel momento in cui egli si apprestava a diffondere a scala metropolitana il modello di spettacolo interdisciplinare ed elitario. A proposito, non sembra un caso che la seconda opera programmata nella stagione d'esordio della Royal Academy, a partire dal 20 maggio 1720, fosse stata il Narciso, ovvero una versione dell'Amor di un'ombra e gelosia di un'aura, che nel gennaio del 1714 era stata allestita con musica di Domenico Scarlatti e testi di Carlo Sigismondo Capeci a Roma, nel teatro del principe Alessandro Sobieschi, di cui Juvara era lo scenografo, come vedremo, in pieno accordo con Ottoboni. La riproposizione dell'Amor d'un'ombra si rivelerebbe così un'ulteriore assunzione dell'eredità culturale ottoboniana da parte di Burlington, mediante un omaggio alla presenza a Londra dei suoi artisti, autori della musica e delle scenografie dell'opera originale, entrambe, forse addirittura trasposte letteralmente, rispettivamente dal compositore inglese Thomas Rosengrave, amico e allievo di Scarlatti, soggiornante a Roma al tempo della prima rappresentazione dell'opera, e dell'ingegnere della Reale Accademia Roberto Clerici. Ciò considerando che proprio nel 1719 al 1719 risalgono 3 disegni del pittore scenografo francese John Devoto, allora al servizio di Burlington, raffiguranti altrettante copie delle scenografie juvardiane illustrate nel libretto del Teodosio il Giovane, di cui ne vediamo 2. Quindi qui è il disegno a metà in mezzeria tratto di Devoto e le 2 incisioni, non disegni originali di Juvara. Questa premessa britannica conferma quanto le opere musicali costituissero la più popolare espressione artistica presso le corti d'Europa, grandi e piccole, e come le opere ottoboniane avessero raggiunto la fama soprattutto grazie ai libretti illustrati dalle incisioni delle scene eseguite da Juvara, cioè il
Costantino Pio del 1710, il Teodosio il Giovane del 1711 e il Ciro del 1712. Libretti tutti scritti, abbiamo visto, dallo stesso Ottoboni, di cui orgogliosamente soleva omaggiare i suoi più illustri corrispondenti in Europa, a testimonianza dell'integrazione poetica e visuale che essi intenzionalmente esprimevano. Del resto, al di là dei progetti reali e ideali di architettura eseguiti nel decennale soggiorno a Roma dal 1704 al 1714, sotto l'egida di Carlo e Francesco Fontana, anche la fama di Juvarra era legata soprattutto alle scene teatrali per Ottoboni e anche alle fantasie architettoniche eseguite in pochi minuti, se non forse secondi, per la società nobiliare gravitante intorno alla cancelleria, che lo connotavano come un virtuoso del disegno, un artista tra gli artisti del cardinale e come tale espressione diretta del suo mecenatismo estetico. Questo è il Costantino, quindi la fama di Juvarra a Roma e in Europa è legata a queste piccole incisioni dei libretti, il Teodosio e il Ciro. A proposito, è significativo che in una lettera del 28 luglio 1714 Vittorio Amedeo II, ringraziando Ottoboni per il consenso dato al trasferimento di Juvarra alla sua corte, scrivesse che, cito, non potea comparir meglio accompagnato Don Filippo Juvarra che dall'attestato da lui rimessoci del cortesissimo affetto di vostra signoria, illustrissima, da noi stimato al pari di lei riguardevole merito, come pure dalla testimonianza che ella si compiace di rendere alla di lui virtù, con ciò associando al merito dell'architetto quello del suo mecenate, a suo dire unanimemente noto per non aver appo di sé che soggetti virtuosi e di speciali talenti. Evidentemente per il sovrano Sabaudo l'identità di virtuoso del cardinale costituiva un attestato di valore assoluto che egli avrebbe avuto modo di riscontrare personalmente nella formidabile collaborazione che fino alla sua abdicazione al trono nel 1730 diede all'architetto la possibilità di esercitare la peculiare predisposizione al ruolo di regista delle arti, evidentemente acquisita in gran parte presso il suo mecenate romano. Un ruolo che certamente gli ebbe modo di affinare grazie all'influenza diretta di Ottoboni, ed è proprio alla definizione dei termini di questa influenza, finora mai esplorato pienamente, che è rivolto il prosieguo del mio contributo, i cui temi sono per molti aspetti da considerare complementari a quelli che seguiranno. Altri contributi che seguiranno, credo di aver capito dagli abstract che stiamo andando in una direzione, nella direzione auspicata da me e da Cari. Finora l'apporto più diretto e personale di Ottoboni al mondo delle arti visive risulta il memoriale inviato nel luglio 1703 a Clemente XI rivolto alla fondazione di una nuova accademia artistica e letteraria da denominarsi Albana, e questo l'ha accennato poco prima lo stesso Francesco Moschini. L'accademia era in onore del Papa, con annesso un progetto che vediamo di Carlo Fontana per il suo insediamento nel Palazzo Avvilariario alla Lucana. Come ho già avuto modo di scrivere, sottolineando il grande valore intrinseco di questo documento nell'intenzione del cardinale, l'Accademia Albana avrebbe dovuto addirittura incorporare l'Accademia di San Luca, sancendone inevitabilmente l'irreversibile perdita di identità e autonomia nella didattica e il definitivo ingresso nella sfera di influenza dell'Accademia dell'Arcadia, di cui Ottoboni notoriamente era il cardinale protettore. L'articolato programma di fondazione dell'Accademia Albana rispecchiava l'ideale di artista universale con spiccate connotazioni mondane coltivate da Ottoboni. Infatti, in aggiunta alle materie artistiche tradizionali, pittura, scultura e architettura, gli allievi dell'Accademia Albana avrebbero dovuto apprendere le belle lettere, il maneggiare il cavallo, il ballo, la scherma e la musica, da 8 famosi e valenti insegnatori. Materie che nel loro insieme, secondo il cardinale, avrebbero posto rimedio al solo difetto della corte papale. Io credo che lui ne attribuisse più di uno di difetti alla corte papale, ma è quello che dichiara, che unicamente applicata alla disciplina degli ecclesiastici, par che del tutto la buona educazione dei secolari trascuri.
a costo di alimentare le accuse rivoltegli da più parti, ne abbiamo sentite alcune, anche dal Papa tra l'altro, e circa il suo poco vivere da ecclesiastico. Questo ricorreva sia a livello alto della società che a livello basso, se non bassissimo. I giovani allievi dell'Accademia Albana, attraverso l'acquisizione di una cultura pluridisciplinare, avrebbero dovuto essere protagonisti di una vera rivoluzione estetica, basata sul principio della nobiltà dell'arte, già che Ottoboni era tanto convinto dell'alto valore di legittimazione sociale e culturale dell'arte da dire, cito: "A mio parere merita maggiore stima un artista celebre che un nobile, perché quest'ultimo può farle il principe, l'altro solo Dio". E perfino che lui stesso si sarebbe cambiato con un grande artista se ciò fosse stato possibile. Considerando che molte delle discipline cavalleresche da insegnare all'Accademia Albana erano familiari agli artisti e ai gentiluomini che animavano la sua corte, queste dichiarazioni lascerebbero desumere che il rapporto tra Ottoboni e i suoi artisti travalicasse quello consueto tra protettore e protetto per entrare in una sfera di profonda condivisione personale, continuamente alimentata dalla vicinanza fisica. Di conseguenza si può supporre che anche l'Accademia Albana, nelle intenzioni del cardinale, potesse costituire una versione ampliata e istituzionalizzata della corte della cancelleria. Il tutto nel segno dell'Arcadia, centro di emanazione e cassa di risonanza delle iniziative pubbliche di Ottoboni. Ottoboni, che a sua volta era considerato dagli Arcadi il personaggio che più si avvicinava all'incarnazione del perfetto mecenate, in quanto egli stesso poeta, seppure discusso, e il punto di riferimento comune per personaggi da loro diversi come il custode Giovanni Maria Crescimbeni, Gian Vincenzo Gravina e Ludovico Sergatti, come ci si dirà oggi nella terza sessione del convegno, la quale rimane. Al momento dell'ingaggio di Juvarra nel luglio 1709, nel loro insieme gli artisti direttamente al servizio del cardinale Ottoboni incarnavano gli ideali artistici e letterari che lo avevano guidato nel prefigurare l'Accademia Albana. Tra i musicisti, Alessandro Scarlatti nutriva una grande passione per il componimento poetico, Arcangelo Corelli univa spiccati interessi letterari, quello per il collezionismo dei dipinti. Il sopranista Andrea Adami, detto il Bolsena, era un vero intenditore di pittura. Il pittore Francesco Trevisani, come dirà dopo di me Karin Wolf, possedeva spiccati interessi interdisciplinari: la poesia, la musica, il teatro, anche come autore e interprete di commedia all'improvviso, un genere molto praticato soprattutto durante il periodo di inibizione degli spettacoli a Roma, intendo da Clemente XI. E aveva una discreta pratica delle lettere anche lo scultore Angelo De Rossi. Angelo De Rossi e Sebastiano Conca, che, come ci dirà Mario Epifani, avrebbe fatto parte della famiglia più tardi, prendendo alloggio nel palazzo Ornani dei Cupis, affittato dal cardinale nel 1709 come succursale della cancelleria, dove esporre le armi della corona di Francia, di cui in quell'anno era stato nominato cardinale protettore presso la Curia, nonostante l'opposizione della Repubblica di Venezia che impediva ai propri nobili di servire uno Stato straniero. E proprio per la serie di iniziative culturali innescate dalle nuove disponibilità finanziarie ingenti, disponibilità finanziarie derivanti dalla carica di protettore di Francia e dalla fine del bando papale coincidente, questo consentì di rappresentare, quindi si collocava questa chiamata di Juvarra da parte di Ottoboni nello specifico ruolo di architetto scenografo, già che quello di architetto pratico, come ci dirà nel pomeriggio Claudio Varagnoli, era da tempo ricoperto da Ludovico Lusconi Sassi. Un ruolo, quello di architetto scenografo, da tempo codificato, se possiamo dire così, da Ferdinando Gallebi Piena, ma ancora inedito nel panorama professionale romano, nel quale prima da loro Ottoboni aveva impiegato saltuariamente il concittadino Domenico Paradisi, di cui oggi per altre cose ci parlerà Francesco Petrucci, e che in vista della riapertura della stagione teatrale diventava essenziale questo ruolo per dare forma alle proprie visioni poetiche, come autore e rielaboratore dei testi delle opere che intendeva proporre al pubblico romano e internazionale. Contrariamente a quanto comunemente creduto, l'ingaggio di Juvarra non fu dovuto alla fortuita rivelazione della sua abilità al cardinale mediante un set di scenografie già spacciate per suo dal concittadino Giovanni Francesco Pellegrini.
al servizio del cardinale da tempo come ingegnere addetto agli allestimenti effimeri della cancelleria. Piuttosto bisogna riscattare la memoria del povero Pellegrini al felice esito di una sorta di apprendistato favorito dello stesso Pellegrini almeno dal 1707 per contrastare forse la potenziale concorrenza del giovane architetto pure lui veneziano Nicola Michetti, chiamato dal cardinale ad occuparsi delle macchine delle 40 ore nelle chiese di San Lorenzo in Damaso, come abbiamo visto, all'interno della cancelleria. A questo apprendistato possono essere ricondotti due disegni di Juvarra per l'apparato dell'oratorio della Quaresima allestito nel teatro nel 1707 e per quello della Passione di Cristo allestito nella Salia, è il contrario, scusate, per la Passione di Cristo allestita nella Saliario nel 1707 e per l'oratorio della Quaresima allestito nel teatro nel 1708. E soprattutto la serie di pensieri per le scene dell'opera di Tito Manlio ideate con scene da servirsi degli saggi e dimostrazione che, come si risume dal titolo, indicano la fase di prova a cui Juvarra fu sottoposto dal cardinale e soprattutto la prima ricezione della sua visione poetica. Nel confronto tra la ancora rigida impostazione di tipo seicentesco delle scene del cosiddetto album Tornquist risalenti al 1706 e quelle del Tito Manlio che vediamo sotto, databile all'inizio del 1709, emerge chiaramente una nuova attenzione all'articolazione degli spazi interni e soprattutto esterni, in contrappunto tra natura e architettura, attribuibile, secondo me, all'influenza diretta del cardinale Ottoboni. Riscontrabili in misura crescente anche nelle prime citate due opere scritte dal cardinale e messe in scena da Juvarra nel Teatro delle Cancellerie, da lui stesso rinnovato nel 1710. Le due opere sono del 1710 e del 1711, il Costantino Pio con le musiche di Carlo Pollarolo e il Teodosio il Giovane con musiche di Filippo Amadei. Ma è soprattutto nella terza, il Ciro, musicato da Alessandro Scarlatti e messo in scena da Juvarra nel 1712 dopo una lunga gestazione, che si denota un decisivo cambio di registro estetico connesso alla narrazione tematica prediretta da Ottoboni. Infatti, accanto alle ambientazioni spettacolari prevalenti nelle precedenti due opere connesse al comune tema dell'eroe cristiano, il Ciro ne presentava anche altre di natura pastorale, connesse con le vicende del giovane Elcino, che esprimevano la prima vera interpretazione figurativa di Juvarra delle tematiche proprie dell'Arcadia, di cui Ottoboni ora teneva a dimostrare pubblicamente non solo il munifico protettore, ma anche un coerente interprete. Questo doppio registro poetico e figurativo è pienamente apprezzabile già nella prima mutazione di scena, nel primo atto, vasta pianura circondata da monti uniti da un gran ponte, alba e sole che nasce, di cui vediamo l'incisione del libretto e il disegno preparatorio. Essa svela l'adesione di Juvarra insieme a lui di Ottoboni all'ambientazione arcadica delle vicende del pastore Elcino, subordinando però tutti i luoghi comuni naturalistici alla rustica intelaiatura architettonica del ponte che domina in modo innovativo il paesaggio naturalistico, inquadrando il sole nascente con un forte effetto chiaroscurale. Il Ciro, come raccontano le cronache, fu presentato in una serie di serate speciali dedicate a varie categorie di pubblico, compresi gli accademici dell'Arcadia, in stretto coordinamento con le opere promosse dal principe Alessandro Sobieschi, figlio della ex regina di Polonia Maria Casimira, con testi dell'Arcade Capeci, musiche di Domenico Scarlatti e scene di Juvarra, prestato a Sobieschi dal cardinale in virtù di uno speciale rapporto istituito con Maria Casimira fin dal suo arrivo a Roma in esilio nel 1699. Rapporto che ebbe la prima eclatante manifestazione pubblica nella serenata scritta da Ottoboni in onore dell'ex regina e offerta al popolo romano il 9 agosto 1703 dal Ponte Ligneo, come ci ricorderà Teresa Chirico sicuramente nel pomeriggio, e questa serenata fu
recitata: dal Ponte Ligneo innalzato l'anno prima all'inizio della Via Sistina per collegare le sue due residenze, da un lato il Palazzo Zuccari, dall'altro la Villa Torres, poi Malta. Quel ponte che avrebbe assunto il nome di Ponte della Regina fino alla sua demolizione alla fine del Settecento, e che vediamo qui, credo per la prima volta, raffigurato in una veduta inedita di autore anonimo, non straordinario dal punto di vista qualitativo, ma straordinario dal punto di vista documentario, perché questo ponte, che è entrato nella mitologia di Roma, lo vediamo appunto per la prima volta, un ponte di legno, insomma non particolarmente raffinato, di cui conoscevamo però la licenza, ma non l'aspetto che poi è un ponte non qualsiasi. Perché? Perché la regina e i propri familiari si spostavano nella villa suburbana con accesso principale sul lato opposto, che vediamo sul lato della strada di Porta Pinciana, da un dipinto di Van Tintel, e questa villa era stata concepita come una piccola Arcadia urbana, quindi a diretto contatto con il palazzo, e questo spiegherebbe anche l'insistenza della regina ad andare a collocare la sua sede in Palazzo Zuccari, che notoriamente non era come dire, dotato di quei comfort, così che potremmo chiamare, alla quale era abituata. D'altra parte Maria Casimira, anche grazie a Ottoboni, era diventata un'icona arcadica, con il nome di Amenisia Telea, seconda solo all'ideale fondatrice Cristina di Svezia, di cui ella aveva dall'inizio intenzionalmente ricalcato le orme, seguita in questo dal figlio Alessandro, poeta e arcade, egli stesso con il nome di Armonte Calideo, che in pieno accordo con Ottoboni aveva fatto costruire un piccolo teatro nel giardino della villa, probabilmente coincidente con uno dei colpi edilizi vicino al nucleo principale del casino, e lo vediamo nella pianta del Nolli, probabilmente collocato in questo punto. Si vede la freccia? Lo faccio prima. Presumibilmente qui. Un piccolo, probabilmente il corpo edilizio il nucleo principale del casino, ancora visibile nella pianta del Nolli, da non confondere però questo teatrino con il piccolo teatro da camera utilizzato dalla regina madre nel Palazzo Zuccari. Quindi esistono due teatri, questo non è noto, insomma, o poco noto. L'ho proposto recentemente queste ipotesi. Esistono due teatri, quello da camera della regina Maria Casimira nel Teatro Zuccari, e poi quest'altro finora del tutto ignoto, della cui ambientazione abbiamo una significativa testimonianza associata all'Arcadia. Quindi è un riflesso straordinario questo passo che andremo a leggere, e finora trascurato nel testo, che si può leggere nel testo dell'Arcadia, pubblicato nello stesso anno 1711 dal custode Crescimbeni, e appunto offre una descrizione panegirica e allegorica del teatro dell'Arcadia privata dei Sobieschi, quale gli apparve in occasione di uno speciale invito ad assistere insieme ad altri arcavi alla prima opera messa in scena, il Teodosio e Alessandro, ovvero la corona disprezzata, per celebrare il rifiuto da parte del principe Alessandro della corona di Polonia, che era stato fatto in onore del padre Giovanni, e per lealtà nei confronti del fratello Giacomo. Quindi era stata offerta la corona di Polonia a Alessandro Sobieschi, ma che lui rifiuta per rispetto del fratello Giacomo, in quel momento prigioniero. Secondo il racconto di Crescimbeni, la comitiva fu accolta da Armonte nella sua capanna, innalzata in un luogo non discosto dalle mura della città, come un padiglione militare, insieme a tante simili capanne con essa comunicanti. Poi, dopo aver attraversato il salone del padiglione ornato con arazzi raffiguranti bellissime storie riguardanti i sovrani genitori di Armonte e il principe medesimo nell'atto di rifiutare la corona di Polonia, e sostato nelle stanze vicine per un sontuoso rinfresco, tutti gli ospiti si diressero verso il teatro fabbricato nella campagna fuori del padiglione, ma così ben coperto al di sopra e d'intorno che pareva anch'esso racchiuso in quello. Del Tolomeo Alessandro, Juvarra era stato l'autore di poche scene ispirate al contesto arcadico, ma fu nell'Orlando, rappresentato nello stesso anno
e poi in una serie di altre opere messe in scena dopo la forzata sospensione delle attività teatrali alla Cancelleria, decretata da Ottoboni nel mese di aprile, sempre del 1712, in segno di lutto per la morte della Delfina di Francia e del Duca di Borgogna, che l'architetto, in piena adesione al contesto ambientale e complementarità con la svolta segnata dal Ciro, seppe offrire una vasta gamma di ambientazioni paesaggistiche che ribaltava il rapporto architettura-natura sperimentato nel teatro Ottoboni in una chiave decisamente arcadica. Ad ambientazioni quasi claustrofobiche, documentate dai disegni preparatori, non sempre riconducibili precisamente alle scenografie indicate nei libretti privi di illustrazioni, si contrappongono così boschi con capanne, ponti e torri nella campagna per l'Orlando, scorci di marine rocciose per la Tetide in Sciro, ma anche più complesse prospettive di forte impatto poetico come il porto con navi per l'Ifigenia in Aulide e il tempio sul lago per l'Ifigenia in Tauri. Quest'ultima, più di ogni altra scenografia juvardiana, riuscì a evocare la stazione poetica dei dipinti di Claude Lorrain, prima fra tutti il paesaggio con Enea a Delo, nella National Gallery di Londra, e a sua volta, come ha sottolineato Katrina Grant, fu motivo di ispirazione per William Kent, che non a caso fu chiamato da Lord Burlington a Londra poco dopo il soggiorno di Juvarra, e quindi un mese dopo sostanzialmente il soggiorno di Juvarra del 1719, e che, come è noto, avrebbe portato Kent le suggestioni di queste visioni nelle lingue inglesi per il resto della sua vita. Era il trionfo della scena quadro, modulata da Juvarra nella soffusa e delicata gamma cromatica di matrice arcadica sperimentata dall'amico Trevisani alla corte ottoboniana ed esaltata dalla visione ravvicinata imposta al pubblico dalle limitate dimensioni del teatro sovietico. Juvarra non era un letterato, né tantomeno un poeta, ma evidentemente questo progressivo processo di trasfigurazione figurativa dai connotati spiccatamente poetici delle scene per il cardinale Ottoboni, Maria Casimira e Alessandro Sobieschi lo accreditarono per l'ingresso in Arcadia nell'estate del 1712 come insigne nell'architettura e registrato nel catalogo come celebre architetto con l'emblematico nome di Ramanzio Fessero. Nell'attribuzione di questo onore, riservato fino ad allora a pochissimi artisti, fu certamente determinante l'appoggio di Ottoboni, che con Juvarra e Trevisani, eletto nello stesso anno con l'altrettanto emblematico nome di Sanzio e Cheiano, poteva vantare la presenza in Arcadia di pressoché tutti i suoi maggiori virtuosi. Infatti, in precedenza erano stati affiliati Arcangelo Corelli, Arcomeleo Erimanteo, e Alessandro Scarlatti, Terpandro Politeio nel 1706 e Andrea Adami, Caricle Piseo nel 1711. L'ingresso dei pupilli di Ottoboni nell'Accademia dell'Arcadia come virtuosi nelle rispettive arti aveva un carattere eccezionale. Infatti, in precedenza l'Accademia, istituzionalmente aperta ai cultori delle belle lettere, di fatto quasi sempre appartenente ai ranghi della nobiltà e degli alti ranghi ecclesiastici, aveva consentito l'ingresso ancora solamente a 4 artisti: Carlo Fontana, Olmano Falesio nel 1694, che d'altra parte poteva e voleva considerarsi anche un letterato, Giovanni Maria Morandi, Mantino Agoriense, ammesso nel 1699, Carlo Maratti, d'Ispito Coriteo, che nonostante la celebrità e il successo presso l'Arcadia era stato annoverato tra i pastori solo nel 1704, in occasione della sua nomina Cavaliere dell'Ordine di Cristo, Giuseppe Ghezzi, Afideno Badio, anche lui dedito ai componimenti letterari. Se dunque, e vado a concludere, gli artisti ottoboniani, compreso Juvarra, ufficialmente furono accolti in Arcadia per essere eccellenti nelle rispettive arti, di fatto lo furono anche per il possesso di quei talenti pluridisciplinari che nel loro insieme avrebbero dovuto costituire un modello per l'homo novus da educare all'Accademia Albana. Forse proprio quel tipo di artista che lo stesso cardinale Ottoboni avrebbe voluto essere e che grazie allo speciale rapporto istituito con ognuno di essi, seppure indirettamente, effettivamente lo fu. Grazie.
microfono. Allora, io sono Karin Wolf, sono molto felice di stare qui oggi e vorrei prima ringraziare Francesco Moschini. Mi sentite? Ora? Ok. Vorrei prima ringraziare naturalmente l'Accademia di San Luca e Francesco Moschini, mio collega Tommaso Manfredi e anche la British School a Roma che ci hanno ospitati ieri sera. E, sono Karin Wolf, se non avete visto. Ok, devo vedere se riesco a vedere. Allora, purtroppo io leggo in inglese. In his manuscript biography of circa 1736, Francesco Trevisani's primary biographer and close acquaintance, Leone Pascoli, describes how Cardinal Ottoboni greatly admired Trevisani as an artist and also as a man, desiring that Trevisani join his court. Ne faceva grandissima stima e gli portava particolare affetto e non potendo più a lungo soffrire di vederlo da sé lontano, gli diede le stanze nel suo palazzo col titolo di suo intimo virtuoso e primo pittore. As Pascoli further noted, Trevisani was born a poet as much as a painter, and the artist shared the same multifaceted interests of the cardinal for poetry, recitation, music, and opera. Although Ottoboni had commissioned paintings from Trevisani already in 1692, Trevisani joined his court only in 1698, when he was 41 years old and a mature artist. Thereafter, he resided and worked at the Cancelleria for over 42 years, until the cardinal's death in 1740. The extraordinary longevity and intensity of this patronage relationship is crucial to an understanding of Trevisani's creative development as an artist, and in turn, it is Trevisani's sustained artistic output that can be considered the best barometer for the complex question of characterizing Ottoboni's taste. Pascoli lists the most important large-scale paintings Trevisani painted for the cardinal, describing them as vaghe, magistrali, e stupende, adding that the Ottoboni commissions alone were enough to secure Trevisani's fame. And after listing these, some of which you see here, along with their preparatory sketches, Pascoli also makes note of the many small paintings with small figures in landscape that Trevisani painted for the cardinal, establishing that Trevisani excelled in a wide range of genres. Era universale e sapeva di tutto. According to Trevisani's later biographer, Francesco Mercke, who had his news about Trevisani from the artist's daughter, Domenica, no one passed through Rome who did not visit Trevisani and seek him out in order to personally sit to him for a portrait. Indeed, after he first arrived in Rome from Venice in 1679, Trevisani fully exploited the nascent potential for portraiture for travelers to Rome, sparked initially by the wave of British Jacobite visitors, and he continued this practice even after he joined the cardinal's court. Mercke describes the business of Trevisani's studio and how the increasing number of international travelers who sat to him for their portraits would acquire some one of his paintings, which he had prepared previously, describing, just like Pascoli did, that Trevisani painted all genres, avendo un intero e franco possesso sull'università del dipingere.
Edward Court, yesterday, discussed the Stuarts' commissions to Trevisani for portraits, and numerous Catholic sympathizers in Rome also acquired cabinet pictures from the artist. This is one example of a type of devotional picture which Trevisani sold to this particular clientele. All three of these holy families were acquired by British visitors, and indeed the collecting tastes of this first wave of grand tourists to Rome merits more study. But Trevisani was not only an accomplished, versatile, and commercially successful painter. Equally importantly, he was a vivacious, congenial, and cultured figure. And as all of his biographers record, he delighted the nobility with his witty banter and improvised comedies, as we've heard already before. His presence was essential to the success of Ottoboni's court, also for his ability to function as a courtier and at times as a sort of court jester. Edward Olszewski has published payments to Trevisani for 1698 for such improvised comedies, and Mercedes Viale Ferrero published an entry from Valesio's Diario of December 1702. In questa sera nel Palazzo della Cancelleria si sono incominciato le commedie all'improvviso del Trevisano, pittore del Cardinale Ottoboni. It was surely at the cosmopolitan court of Queen Christina of Sweden that Trevisani met the musician-composer Arcangelo Corelli, who would join Ottoboni's court in 1690, as well as the violinist Bernardo Pasquini, both of whom he portrayed in 1692, as I've discussed elsewhere. Trevisani studied the old master paintings in the Queen's collection, including works by Correggio, Veronese, and Rubens, and 5 copies by Trevisani after the Queen's Veronese paintings have been identified. Trevisani not only socialized with musicians and portrayed them, he himself was an amateur musician. He owned various musical instruments, including a clavicembalo, such as he is depicted here in this engraved frontispiece to Corelli's first edition of the Concerti Grossi, and over 100 drama texts. Corelli, by the same token, was an art connoisseur, collector, and amateur artist, and his inventories document that he owned 150 paintings by his contemporaries, of which 20 were by Trevisani, including, as I have identified previously, this sketch for the Massacre of the Innocents, painted for Cardinal Ottoboni, and this Madonna and Sleeping Christ Child today at Stourhead. When he sojourned in Rome for several months in 1699 to 1700, John Cecil, the 5th Earl of Exeter, acquired a Trevisani variant of the Corelli Madonna and Sleeping Christ Child. We know from a contemporary diary that the Earl and his wife attended a concert at the Cancelleria, where he was received by Cardinal Ottoboni and met Corelli and the artist. These 2 paintings perfectly illustrate how Trevisani's studio, catering to travelers as much as to Romans, operated. The Corelli Madonna is the original picture designed by Trevisani. His assistants then prepared a mock-up of an identical Madonna, which in finishing Trevisani slightly altered in the positioning of the figures, so that he would be able to offer his client a popular painting from his repertoire, but with additional original modifications. And in fact, you can see the Burley version on the left, the Christ Child's arm is slightly different. But if you compare the pictures underneath, you see exactly the Stourhead composition. In fact, correspondence from a German agent to his patron describes that Trevisani would not let finished paintings leave his studio until a copy of them had been made, allowing him to reuse the same model to produce replicas and variants on demand. Lord Exeter was a knowledgeable and assiduous collector of contemporary Italian painting, and he acquired a further 5 paintings by Trevisani, 4 of which are ricordi after the artist's early public works. Moreover, these 4 ricordi were variants of paintings which Corelli also owned, signifying that Exeter must have been well informed at the Ottoboni court about Trevisani's career.
Two of Lord Exeter's acquisitions were related to the crucifixion cycle at San Silvestro, and I'm showing the Burley variant after the flagellation here on the left, together with the bozzetto, the beautiful bozzetto here at the Accademia di San Luca, and lastly a third variant now in Stockholm, which may have belonged to Corelli. Aside from the commonality of their Venetian backgrounds and artistic interests, Cardinal Ottoboni's role as protector to the Academy of the Arcadians suited both their poetic sensibilities. And Trevisani was elected a Pastore to the Arcadia, as Manfredi has just told us, in 1712 with the pseudonym Sanzio Acchiano, in tribute to Raphael. Trevisani emulated the naturalness and simultaneous abstraction of Raphael's beauteous Madonnas, alongside those of Correggio and of Guido Reni. And after the death of Carlo Maratti in 1713, he commanded the market for sensual and intimate portrayals also of female saints, particularly semi-nude Magdalens, one of which was modeled apparently after Ottoboni's lover, and it hung in the cardinal's bedroom. Trevisani, for his part, flourished in the highly collaborative, creative ambient of the Ottoboni court, which numbered among its courtiers, aside from Corelli, also the soprano Adami, as we've just heard, who lived in adjoining apartments to Trevisani on the terzo piano of the Cancelleria and also collected pictures. His friendships extended to the architect Juvara, as Manfredi has discussed, who also sat for his portrait to Trevisani and who owned paintings by Trevisani. And Juvara also continued to supply Trevisani with notable commissions even after he left the Ottoboni court in 1714, such as for the royal courts of Turin, Spain, and Portugal. Additionally, Trevisani collaborated with the architect and engineer Nicola Michetti, a fellow Venetian at the court, on commissions outside the Cancelleria, notably for Cardinal Giuseppe Sacripanti in Rome and in Narni, and via Michetti, who traveled to Russia to work as court architect for Peter the Great from 1718 to 23, Trevisani even sold paintings to the Tsar, which are still in the Hermitage collections. Trevisani's growing international reputation, alongside Ottoboni's social and political connections, meant that the artist was never concerned with having to procure commissions on his own behalf. Alongside his apartments and studio at the Cancelleria, the cardinal paid Trevisani a stipend of 50 scudi a month, with the condition, however, that Ottoboni retained the first refusal on all of Trevisani's paintings. Thus, Trevisani was at liberty to sell his work outside the court, as well as having financial security. This genial and constructive atmosphere, in which the talents of the courtiers naturally suited the passions of the patron, gave rise to a variety of artistic manifestations and artistic exchanges encouraged by the cardinal. Pascoli notes that the first large-scale picture Ottoboni commissioned from Trevisani at the Cancelleria was a Danae with life-size figures, based on the well-known Correggio painting owned by Queen Christina that Trevisani had copied. Rather than an homage to Correggio, however, Trevisani has recast the Emilian's composition in a more overtly erotic guise, with arrows tempting the spectator to peek under Danae's sheet and unmask the mysterious coupling. The putti are wrestling rather than playing in harmony, resulting in a brilliant challenge to Correggio and a contemporary satire of love. Pascoli reports that Ottoboni subsequently gifted the Danae to Adami, just as he had previously gifted Adami paintings of other loves of the gods, primarily female nudes, by Benedetto Luti and Baciccio. Recent research now documents that Trevisani painted a second Danae, but it is not known if this was for Adami or someone else. This second picture was recorded by the Franco-German Nicholas Mossman in a drawing made in Rome after 1764, as part of a series to record Italian masters for a paper museum for the 9th Earl of Exeter, an image which Johnny Yarker kindly shared with me.
Mossman's drawing is inscribed by Lord Exeter, "Gone to Russia," indicating the painting was likely purchased for Catherine Gray by Johann Friedrich Beifenstein. With the help of Tatiana Bushmina, curator at the Hermitage, it has been possible to identify the picture in the former Yusupov collections. Of the two Danes, that today in America, if I can go backwards, questo qui, is probably surely the original Ottoboni commission, as the just visible support for Dane's bed is designed as an eagle, the aquila of the Ottoboni coat of arms. Mossman also recorded another Trevisani painting, an Engel Pietà, or Dead Christ supported by angels, one of the artist's most celebrated works, of which he painted many versions, one of which Ottoboni donated to Pope Clement XI. Yesterday, by happy coincidence, I was made aware of a photograph of a painting of this subject in the Accademia di San Luca collections, presently attributed to Daniel Seiter, but which must be the Trevisani that Mossman copied. Significantly, Mossman's drawing is inscribed in the Albani Palace. This now clearly needs more research, but it is a lucky coincidence for a lost Trevisani to be found in the collections of the Accademia di San Luca during a conference dedicated to Ottoboni. Through Adami's connections to his native town of Bolsena, Trevisani received another important early commission for a painting to commemorate the Mass at Bolsena for the Cappella del Miracolo at Santa Cristina, for which the Accademia di San Luca has a particularly beautiful preparatory sketch. The second commission followed years later, in 1726, for a painting of the birth of the Virgin for the high altar for San Francesco in Bolsena. Moreover, Pascoli records that Cardinal Ottoboni owned Bozzetti for both of these Bolsena altarpieces. Other of Cardinal Ottoboni's earliest commissions to Trevisani were for stage decorations and even for costumes for Ottoboni productions. And in his studio at the Cancelleria, Trevisani had his own theater, as Flavia Matiti has documented. Significantly, the German traveler to Rome, Johann Keisler, recorded that he saw in Ottoboni's magnificently furnished apartments at the Cancelleria designs of all the entertainments given by Cardinal Ottoboni, some of which may have been of ephemeral events, such as banquets, as Pascoli records Trevisani making paintings to record these events. Trevisani also painted several works associated with Ottoboni music productions. On the left is a painting entitled Apelles and Campaspe, but which actually features Statira, the captured daughter of the Persian king Darius, the figure rushing into the right, holding the dog. Ottoboni wrote a libretto, the Statira, for an opera based on this story, set to music by Alessandro Scarlatti, that was first performed in 1690 and again in 1706. Ottoboni's libretto is drawn from the story of the painter Apelles, who fell in love with his model Campaspe while he was painting her, even though she was mistress to King Alexander. The potency of the painter's art and passion induced the king to surrender his mistress to Apelles, while he only kept her portrait and married Statira. While commonly embraced by artists as a visual trope about painting, Trevisani's unique depiction that includes Statira was directed instead as a tribute to Ottoboni's libretto, as well as to his person, as the cardinal, like the king, attached the highest value to the arts. And Tommaso has already cited this expression, but I'll read it in English. Ottoboni said, "In my opinion, a celebrated artist merits greater esteem than a nobleman, because a prince can create a nobleman, whereas only God can make an artist." Trevisani painted at least two pictures of Cain and Abel, which may relate to Ottoboni's libretto for the 1708 oratorio La Belle. This larger, unfinished sketch he kept in his own collection for study, and he reused the figure of Cain for arguably the most important and long-standing project of his life, for the designs of the decorations
of the baptismal chapel in St. Peter's, which he began in 1710. The final cartoon for the baptism of blood, this is from the baptism of blood, the middle image, dates from the spring of 1740. This is a pensiero for the cycle, demonstrating the difficulty in dating Trevisani paintings as he continually reworked and readapted figures from his own repertory throughout his career. Judging from the artistic commissions and productions he approved, Cardinal Ottoboni's mission as a patron was to encourage friendly artistic rivalry between artists and across disciplines, and this determined the court's pioneering taste-setting program of music and art manifestations. A case in point is the Madonna and Sleeping Christ Child, which was presented to King Louis XIV of France in August 1709 as a diplomatic gift by Cardinal Ottoboni, who had long campaigned to be nominated protector to the French crown of the papal court. As I have argued elsewhere, this painting was surely commissioned by Ottoboni in a spirit of rivalry with a well-known picture of similar subject by Carlo Maratti, a version of which, painted on panel, had been gifted to the king 12 years earlier in December 1697. The difference in sensibility of the two painters toward the subject matter is noteworthy, with Maratti assigning an essentially ornamental role to the musical instruments which serve as props in a hieratic composition of Renaissance derivation, whereas Trevisani, an ardent lover of music, has orchestrated a truly celestial concert, with color and light and shade replacing sound. Not only was Trevisani's painting celebrated in Rome before Ottoboni gifted it to the king, but as Stéphane Loire has documented, the Trevisani picture was displayed in the apartments of the Madame de Maintenon at Versailles, a great honor. Moreover, by 1729, Trevisani's picture was engraved by Nicolas Pignet for the Recueil Crozat as one of the celebrated Italian paintings in French collections. In 1714, to commemorate the occasion of the 25th anniversary of his creation as Cardinal and Vice-Chancellor, Ottoboni set Trevisani and two other contemporaries, Giuseppe Chiari and Sebastiano Conca, another artistic challenge: to paint a cycle of 8 large canvases illustrating Christ's childhood. This subject was clearly drawn from the Arcadian ideal of a Christianized golden age, as the Arcadian movement fostered a cult of the child Jesus, one of the cardinal's favorite subjects. Pasquali describes some of these paintings, but only 5 have thus far been identified. 4 of these were acquired after the cardinal's death in 1733 for August III, Poland, and are still in Dresden, whereas I have been able to identify that the other 4 were acquired by the Sforza Cesarini. And I wish to thank Mark Shepard for providing me with the documentation from these inventories. Based on this information, it is possible to confirm that the second group of 4 pictures comprised the Sebastiano Conca Adoration, now at the Getty, proposed by Olszewski originally, the Trevisani Annunciation, which until now has not been recognized as part of this commission, the Trevisani Christ Among the Doctors, which has only latterly appeared at auction, and a Conca Visitation, still to my knowledge unidentified. The extraordinary cycle, this extraordinary cycle of contemporaneous Arcadian painting marks the culmination of Cardinal Ottoboni's enlightened aesthetic. While this type of artistic patronage, designed in a spirit of competition and intended to extract the best performance from each artist, was an established practice in Rome, Ottoboni refined it further, making it the central feature of his commissions. Trevisani thrived in this forge of taste, or fucina del gusto, as Ottoboni's court has been described. And in 1715, the cardinal wrote,
il mio pittore Trevisani oggi ha il primo luogo tra quelli che vivono. Ottoboni's delight in gare artistiche and his faith in Trevisani's talent and reputation is recorded by a British traveler to Rome, Edward Wright, who noted in 1721 that the cardinal set Trevisani a trial by making him paint a Magdalene of the same size as one he owned by Adrian van der Werf, selecting the van der Werf as he was famed, as was Trevisani, for their perfection in finishing. The two paintings were exhibited together publicly at a feast day celebration. While it is not known which Magdalene Trevisani painted, I am just showing this one by way of comparison, yet Wright, the Englishman, evidently felt that Trevisani was not up to this challenge, commenting wryly, Milton knew better than to have entered upon such a trial with Dryden. In fine, in 1729, Keisler critically observed, the Italians must, however, acknowledge that at present they have but few eminent painters. Trevisani at Rome cannot live long, and next to him, Conca is the only painter of any considerable note in that city. An unhappy prognosis for Trevisani, but a healthier verdict for the state of the arts at the Ottoboni court. Trevisani happily defied this prediction, living until 1746, while continuing to paint prolifically. And in 1729, Sebastiano Conca was elected a member of the Accademia di San Luca, then would go on to serve 2 terms as director, as Mario Epifani will discuss. Thank you. Buongiorno, ringrazio l'Accademia di San Luca, il segretario Francesco Moschini, che mi aveva già invitato tra l'altro nel 2014 a parlare qui sempre di Conca in occasione di una giornata dedicata al restauro, in cui si presentava tra l'altro anche il restauro della pala dipinta da Conca per la chiesa di Santa Luca Martina, che dimostrerò proprio in chiusura del mio intervento. E ringrazio anche gli organizzatori del convegno, Tommaso Manfredi e Karim Wolf. Mi fa molto piacere avere come interlocutori qui perché rappresentano, come abbiamo visto, un architetto e un pittore che furono fondamentali per la carriera di Conca a Roma. Quando intorno al 1707 Sebastiano Conca giunse a Roma, quasi trentenne, Pietro Ottoboni era all'apice della sua carriera di avventuroso mecenate, per usare la definizione di Francis Haskell, e già da un decennio Francesco Trevisani, che per il cardinale lavorava fin dal 1692, aveva uno studio nel Palazzo della Cancelleria. Ottoboni ebbe un ruolo determinante nel tentativo di Conca di inserirsi da outsider nel competitivo, ancorché ricco di opportunità, contesto artistico romano. La non facile impresa poté dirsi compiuta nel 1729, anno in cui il pittore fu nominato principe dell'Accademia di San Luca, ottenendo contestualmente la croce di cavaliere dell'Ordine dello Speron d'Oro, conferitagli dallo stesso Ottoboni con un anno di anticipo rispetto al Piazzale Trevisani, insignito della croce dell'Ordine del Cristo solo nel 1730. Con questo intervento mi propongo di seguire la carriera romana di Conca dagli esordi fino al 1740, non solo al fine di illustrare le opere da lui realizzate per il cardinale, alcune delle quali finora non identificate, ma anche allo scopo di evidenziare il ruolo rivestito da quest'ultimo nell'elaborazione di quel classicismo arcadico di cui il pittore Gaetano si fece alfiere, nonché nella creazione di rapporti utili per la sua ascesa professionale. Secondo quanto riferiscono i biografi a partire da Pellegrino Orlandi nel 1719, Conca, nato a Creta nel 1680, si era formato a Napoli nella bottega di Solimena, ma nulla rimane a testimoniare la sua prima attività napoletana. L'unica commissione nota dalle fonti e verosimilmente anteriore al trasferimento a Roma è la decorazione della Cappella della Pietà nella chiesa dell'Abbazia di Montecassino, dove Solimena lavorò con la sua bottega tra il 1697 e il 1708. Si tratta di 3 tele distrutte dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, che oggi possono essere valutate solo attraverso fotografie in bianco e nero.
A giudicare da queste, e in mancanza di prove che attestino un effettivo inserimento di Conca nella schiera di fedeli allievi imitatori che Solimena stava allora formando a Napoli, si può arguire che il pittore Gaetano faticasse a far proprio il linguaggio solimenesco, probabilmente vissuto come castrante monopolio, e che cercasse una strada alternativa negli esempi offerti in ambito partenopeo da pittori come Giacomo del Po, Paolo De Matteis e Domenico Antonio Vaccaro, o anche da artisti forestieri come Romano Luigi Garzi, che nel 1696 a Napoli aveva decorato ad affresco la chiesa di Santa Caterina a Formiello. Molte delle relazioni che consentirono a Conca di raggiungere una fama internazionale furono favorite dalla frequentazione della corte ottoboniana. Particolarmente interessante nel tentativo di chiarire la biografia del pittore prima del 1710, tuttora piuttosto nebulosa, è il legame con Filippo Juvarra, in quanto i percorsi dei due artisti sembrano intrecciarsi fin dal momento del trasferimento di Conca da Napoli a Roma. Al di là delle notizie fornite dai biografi, non sono noti né l'anno esatto né le ragioni di questo trasferimento. Sappiamo invece che l'architetto era giunto a Roma da Messina nel 1704, grazie all'appoggio di Monsignor Tommaso Ruffo. Ruffo, membro di una nobile famiglia napoletana, con feudi in Calabria e in Sicilia, era stato consacrato arcivescovo nel 1698 dal cardinale Fabrizio Spada, che fu uno dei primi committenti documentati di Conca a Roma. L'apprezzamento dell'opera di Conca da parte di Ruffo è attestato dalla commissione della pala d'altare della sua cappella in San Lorenzo in Damaso nel 1743, la vedremo, e dai dipinti menzionati nell'inventario del 1753. Nei primi mesi del 1706 Juvarra era a Napoli, dove ebbe contatti con Solimena. Il 17 maggio dello stesso anno Ruffo fu creato cardinale da Papa Clemente XI. A Roma nel 1708 l'architetto realizzava la cappella Antamoro di San Girolamo della Carità in collaborazione con lo scultore Pierre Legros, la cui amicizia con Conca è ricordata dai biografi. Infine nel 1709 entrò nei ruoli di famiglia del cardinale Ottoboni. Inserisco in questo contesto uno spunto che mi è venuto proprio da Flavia Matitti, cioè la creazione a Napoli nel 1703 della colonia Sebezia dell'Arcadia, quindi questo potrebbe essere un altro collegamento utile per definire le circostanze dell'arrivo di Conca a Roma. Pur in mancanza di conferme documentarie, le vicende appena descritte inducono a ritenere che la decisione di Conca di lasciare Napoli per Roma sia maturata proprio intorno al 1706 in questo contesto, forse con l'aiuto del Ruffo, appena eletto cardinale, e in seguito a un verosimile primo incontro con Juvarra nella bottega di Solimena. Dopo il suo arrivo a Torino nel 1714, Juvarra favorì l'inserimento di Conca tra i rappresentanti delle diverse scuole pittoriche d'Italia richieste dalla corte sabauda. Nel 1735, trasferitosi a Madrid, lo coinvolse nella prestigiosa commissione della serie di tele con storie di Alessandro Magno, ordinate da Filippo V per la galleria del Palazzo della Granja di San Ildefonso. Il rapporto con Juvarra fu dunque fondamentale nella prima fase della carriera di Conca. Sarà un altro architetto, Luigi Vanvitelli, a sostenerlo presso la corte di Napoli nell'ultimo periodo della sua vita, dopo il 1750. Vi propongo un salto in avanti fino al 1736, ma in realtà nell'intervento seguirò un percorso cronologico, quindi torniamo subito dopo aver visto questo modelletto per la terra della Granja, che è tuttora la Granja, del 1736 torniamo al primo decennio del Settecento. Reca la sigla del pittore e la data 1707 l'adorazione dei immagini del Museo dei Beaux-Arts di Tours, prima versione di un tema che nei decenni successivi sarà trattato più volte da Conca, ad esempio nella tela non datata, ma assai prossima a quella di Tours, della Galleria Corsini. In queste prime prove Giancarlo Sestieri rilevava un'affinità con le tele di identico soggetto eseguite da Giuseppe Chiari tra il IX decennio del Seicento e il 1714, data riportata sull'adorazione appartenuta al cardinale Ottoboni oggi a Dresda. La produzione di Conca a Roma non può tuttavia essere ridotta a una sommatoria di influssi maratteschi su un sostrato solimenesco. È più verosimile che, essendosi allontanato da Napoli per cercare una propria collocazione al di fuori dello schiacciante magistero di Solimena, il pittore Gaetano, pur tributando il dovuto omaggio al peraltro ormai anziano Carlo Maratti e ai suoi principali allievi, si sforzasse di elaborare un proprio linguaggio, moderno e per quanto possibile indipendente da quegli illustri molto ingombranti modelli. L'occasione gli fu offerta dalla corte del cardinale Ottoboni, dove Trevisani capitanava la Coenea arcadica, in cui si sviluppò lo stile identificato da Haskell con quella piacevolezza che non scivola troppo verso il rococò grazie al freno delle regole del classicismo accademico.
un connubio tra Accademia dell'Arcadia, di cui Ottoboni era protettore, e Accademia di San Luca, che è tratto distintivo della scuola romana nella prima metà del Settecento e che si riassume appunto nella definizione di classicismo arcadico. In questo processo di formazione di una propria identità stilistica, Conca probabilmente trovò nel contesto arcadico ottoboniano una situazione favorevole alla propria indole e alle proprie aspirazioni, ma ne fu ugualmente plasmato, facendosi portavoce del gusto del cardinale nelle corti e tra i collezionisti europei e diffondendone i modelli tra i suoi numerosi allievi e imitatori. Considerata la progressiva integrazione di Conca nella scena artistica romana, obiettivo perseguito con pazienza e tenacia dal pittore nel secondo decennio del secolo, è singolare il fatto che egli non sia mai stato affiliato all'Accademia dell'Arcadia, pur abbracciandone la poetica fin dai suoi primi anni romani, e che non abbia mai partecipato ai concorsi regolarmente banditi dall'Accademia di San Luca. Le due allegorie che accoppiano la pittura con la scultura e la musica con la poesia, dipinte nel 1713 per il cardinale Fabrizio Spada, dimostrano in ogni caso la sua piena adesione agli ideali arcadici. Si tratta delle prime opere sicuramente eseguite dal pittore per un committente romano. Allo stesso anno risale la prima testimonianza di un contatto con il cardinale Ottoboni, che nel 1713 prestò all'annuale mostra di quadri nel chiostro di Salvatore il Lauro 16 tondi, in cui diversi pittori avevano raffigurato Cristo, la Madonna e gli Apostoli, tra cui un San Bartolomeo di Conca, tutt'oggi non rintracciato. Ad eccezione di Trevisani e di Morandi, tutti i pittori coinvolti in questa serie erano inseriti nella compagnia dei Virtuosi al Pantheon, di cui Ottoboni era protettore fin dal 1692. Conca partecipò assiduamente alle congregazioni dei Virtuosi a partire dal 1714 e continuò a ricoprire incarichi nel sodalizio fino al 1749. Verosimilmente la missione tra i Virtuosi gli facilitò pochi anni dopo l'accesso all'Accademia di San Luca. Nel 1725, in occasione della festa di San Giuseppe, Ottoboni esponeva presso la sede della compagnia al Pantheon dipinti di Trevisani di Conca dalla sua collezione. Nel 1714, sicuramente anche grazie al patrocinio già assicuratogli dal cardinale Ottoboni, Conca riuscì a ottenere la sua prima commissione pubblica. In quell'anno il cardinale Tommaso Maria Ferrari, titolare di San Clemente dal 1695, gli richiese una Madonna del Rosario per l'altare posto in fondo alla navata sinistra dell'antica basilica. È possibile che la scelta di un pittore che si era formato nella bottega di Solimena fosse influenzata dal fatto che il cardinale Ferrari, di origini pugliesi, aveva trascorso diversi anni a Napoli. All'interno di consolidati modelli maratteschi è già stato rilevato in questa pala un influsso dei modi melodrammatici di Trevisani. L'anno successivo Clemente XI promosse la campagna decorativa ad affresco della navata centrale della stessa basilica. A Conca fu assegnato l'episodio del miracolo di San Clemente. Si tratta di una delle migliori prove del pittore gaetano nel campo dell'affresco, caratterizzata da una scioltezza esecutiva che supera Solimena per recuperare direttamente la mobilità e la luminosità degli affreschi dei dipinti murali di Luca Giordano. Nel ciclo di San Clemente quello di Conca indubbiamente emerge come uno degli episodi più briosi e moderni. Insieme a lui furono coinvolti nell'impresa altri pittori ottoboniani, ma più legati a modelli seicenteschi e segnatamente maratteschi, quali Giuseppe Bartolomeo Chiari, Pietro De Pietri e Antonio Grecolini. Tra il 1714 e il 1720 Conca riceveva dal cardinale Ottoboni diversi pagamenti per una grande tela raffigurante i magi davanti ad Erode. Il dipinto faceva parte di una serie dedicata all'infanzia di Cristo, abbiamo appena visto, commissionata da Ottoboni in occasione del 25° anniversario della sua nomina a cardinale e vicecancelliere. Vi furono coinvolti oltre a Conca sicuramente Trevisani e Chiari e forse altri pittori, ce ne parlerà nel pomeriggio Stefano Perquini. Nell'inventario del 1740 ai magi era riservata la stima più alta, ben 1000 scudi, eguagliata nella collezione del cardinale solo dal massacro degli Innocenti di Trevisani, appartenente alla stessa serie. Entrambi i dipinti furono acquistati dopo la morte del cardinale da Augusto III di Polonia. La tela di Conca si trova tuttora nella Grande Galleria di Dresda, mentre quella di Trevisani andò perduta nei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il confronto con l'affollata azione drammatica messa in scena da Trevisani sollecitò Conca ad arricchire l'episodio a lui affidato con una serie di personaggi secondari più o meno funzionali alla narrazione. La gara fra Trevisani e il più giovane Conca fu in seguito alimentata dal cardinale Ottoboni in altre occasioni, come ad esempio nell'esecuzione del Paleotto d'argento destinato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per l'anno santo 1725, per il quale furono richiesti disegni a entrambi. Nel 1718 Clemente XI riceveva al bacio del piede i 12 pittori che avevano dipinto gli ovali con i profeti sulle pareti della navata centrale della Basilica di San Giovanni in Laterano.
impresa largamente finanziata dall'elettore di Magonza, Lothar Franz von Schönborn, che qualche anno dopo commissionò a Conca 2 dipinti per la sua quadreria nel castello di Pommersfelden. Come nel caso degli Apostoli esposti a San Salvatore e Lauro nel 1713 e delle storie dell'infanzia di Cristo, Conca fece qui squadra con pittori ottoboniani come Chiari e Trevisani e con altri che avevano partecipato alla decorazione della navata di San Clemente, quali Giovanni Odazzi e Pierleone Ghezzi. Per questa prestigiosa commissione sono noti un disegno preparatorio quadrettato, oggi al Metropolitan Museum, e 2 modelletti dipinti che propongono soluzioni diverse nella Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini. Nel giro di pochi anni, il sostegno del cardinale Ottoboni aveva dunque consentito a Conca di partecipare a 2 delle più importanti imprese pittoriche del pontificato di Clemente XI. Nello stesso anno in cui furono scoperti i profeti lateranensi, il pittore poté dunque accedere all'Accademia di San Luca, consegnando in occasione del suo possesso uno sposalizio mistico di Santa Caterina, tuttora conservato presso l'istituzione romana, che vediamo qui in mostra. Il dipinto è un'elegante coreografia, illuminata da bagliori teatrali, in cui spiccano il cromatismo denso, i movimentati panneggi, lo scorcio di paesaggio arcadico sullo sfondo e le quinte architettoniche che inquadrano la scena. Tutti questi elementi definiscono lo stile di Conca e contrassegneranno le sue opere fino alla tarda maturità. Sempre nel 1718 il pittore trasferì la propria residenza in Palazzo dei Cupis, a Piazza Navona, preso in affitto da Ottoboni, restandovi fino al 24, anno in cui egli è registrato per la prima volta nel ruolo di famiglia del cardinale. Secondo Zewski, questa tardiva decisione fu sollecitata dall'ascesa al solio pontificio del pugliese Vincenzo Maria Orsini, eletto nel 1723 col nome di Benedetto XIII, evento che potrebbe aver favorito Conca, il quale restava formalmente suddito del viceré di Napoli. Altri 2 episodi delle storie dell'infanzia di Cristo furono commissionati da Ottoboni a Conca. Una visitazione citata nell'inventario del 1740 non è al momento identificabile, mentre l'adorazione dei pastori, saldata a Conca nel 1720, si trova oggi al Getty Museum. Il dipinto è in evidente rapporto con la stessa scena affrescata da Carlo Maratti nella galleria di Alessandro VII al Quirinale, ma anche con analoghe tele di Giuseppe Passeri e di Paolo De Matteis. Il tema è dichiaratamente arcadico nell'esaltazione della figura di Gesù bambino, nella compiaciuta rappresentazione degli aggraziatissimi pastori e nel tono intimistico. La composizione servì probabilmente da modello per il rilievo in argento sul disegno di Conca, che figurava sulla faccia anteriore del già citato paliotto donato da Ottoboni alla Basilica di Santa Maria Maggiore, di cui era arciprete, in occasione del Giubileo del 1725. Il dipinto oggi al Getty è riprodotto in un'incisione dedicata al cardinale, eseguita dallo svizzero Jacob Frey, che nel 1715 risiedeva nella stessa casa di Conca a Campo dei Fiori. Tra i 2 si stabilì immediatamente un rapporto di collaborazione che si protrasse per decenni. Frey divenne uno degli incisori ufficiali di Conca e in particolare delle opere da lui inviate a Palermo, a Torino o in Inghilterra. Il pittore prestò da subito una particolare attenzione alla diffusione delle sue invenzioni, non solo per garantirne il successo internazionale, ma anche come supporto all'attività didattica in cui si specializzò precocemente. Già nel 1719 Orlandi scriveva che nella propria casa aprì l'Accademia del Nudo per lo spazio di 7 anni. Tale vocazione ebbe un seguito dopo il 1725, quando Conca ottenne dal Duca di Parma un appartamento con annesso studio in Palazzo Farnese, e più tardi trovò espressione negli ammonimenti rivolti ai giovani artisti che frequentavano l'Accademia di San Luca, di cui fu principe per ben 2 volte, la prima volta dal 1729 al 32, la seconda dal 39 al 41. La sua scuola era frequentata da schiere di giovani pittori provenienti da ogni parte d'Europa, benché nella caricatura disegnata nel 1741 da Pierleone Ghezzi questi affermasse malignamente che Conca dà ricetto a molti ragazzi per istruirli nella pittura, ma ancora non gli era riuscito niuno. Ad ogni buon conto i dipinti di Conca, in particolare il suo pale d'altare, furono spesso imitati. È sorprendente la quantità di copie presenti in Sicilia, come emerso dalle ricerche di Citti Siracusano. Il legame privilegiato con la Sicilia, dove Conca inviò diverse opere già a partire dalla fine del secondo decennio, fu forse anch'esso favorito da Ottoboni, i cui rapporti con gli artisti siciliani sono stati evidenziati da Lidia Salvucci in Solera. La Madonna del Carmine della chiesa di Santa Teresa alla Calza di Palermo, riprodotta da Frey in un'incisione datata 1719, è probabilmente il primo invio di Conca in Sicilia e rappresenta anche il primo contatto del pittore con l'ordine carmelitano, che intorno a quella data ebbe modo di apprezzare la sua opera anche attraverso la Sacra Famiglia, commissionata dal marchese Arduino Tana per l'altare disegnato da Juvarra nella chiesa del Carmine di Torino. Conca fu fin dall'inizio della sua carriera attento ad inserirsi nelle articolate ed efficienti reti degli ordini religiosi,
che potevano favorire le commissioni di dipinti in diverse città italiane, dal Piemonte alla Sicilia. Anche in questo il cardinale Ottoboni dovette essergli d'aiuto. La sua nota devozione a Filippo Neri, che ci ha già ricordato Flavia Titti, e a cui Ottoboni dedicò un oratorio in musica nel 1705, poté facilitare i contatti del pittore con i filippini, che furono tra i suoi più assidui committenti, come dimostrano la pala dell'oratorio annesso alla loro sede torinese, eseguita intorno al 1725 e anche questa incisa da Frai, e quelle successivamente inviate a Palermo, a Spoleto e nelle Marche. Dopo l'ingresso ufficiale di Conca nella famiglia ottoboniana si intensificarono le commissioni dei dipinti per la collezione del cardinale, ma anche gli incarichi di altra natura, come ad esempio nel 1725 l'intermediazione nell'acquisto di 2 paesaggi di Duguet, che andarono ad aggiungersi alla ricca serie già presente nella quadreria del Palazzo della Cancelleria. Il cardinale si limitò a ordinare a Conca dipinti da cavalletto per la propria galleria, lasciandolo libero, come fece con Trevisani, di dedicarsi ad altre commissioni, come l'esecuzione di affreschi ottenute da soffitto per palazzi romani, nel caso di Conca, Palazzo Borghese e Palazzo De Carolis in quegli anni. Come osservato Olzewski, simili decorazioni non furono richieste da Ottoboni, verosimilmente in ragione del fatto che la sua residenza alla Cancelleria non era un palazzo di famiglia, circostanza che naturalmente non incentivava gli investimenti su installazioni permanenti. L'inventario del 1740, con stime di Giovanni Paolo Panini, attribuisce a Conca 14 quadri. 4 furono venduti prima del 1742, anno in cui fu redatto il secondo inventario, compilato in vista della liquidazione della raccolta, in cui però si aggiunge un martirio di un santo assente nel precedente elenco. 8 di questi dipinti sono oggi identificabili con maggiore o minore certezza. Per questi figurano ovviamente i magi davanti a Erode e l'adorazione dei pastori dipinti entro il 1720, precedentemente illustrati. Il miracolo di Sant'Uribio della Pinacoteca Vaticana, firmato e datato 1726, anno della canonizzazione dell'arcivescovo spagnolo, difficilmente può corrispondere con il dipinto che, secondo la biografia di Lione Pascoli, Conca portò a termine per Ottoboni dopo il suo rientro da Siena, dunque nel 1732. La tela presente nelle collezioni pontificie fin dal 1727 è dunque verosimilmente quella destinata fin da principio al pontefice Benedetto XIII. Da quel prototipo furono tratte un'incisione di Pietro Pilaia e svariate repliche e copie, richieste in particolare dai cardinali in carica nell'anno della canonizzazione di Turibio, come appunto Ottoboni. Olzewski ha proposto di identificare le 2 sibille con putti citate nell'inventario con quella firmata e datata 1726 del Museum of Fine Arts di Boston e con una Santa Cecilia, già nota a Sestieri e recentemente riapparsa sul mercato antiquario. Se l'iconografia della seconda contraddice la descrizione offerta dall'inventario, è verosimile che il cardinale possedesse un'effigie della santa associata alla musica, che Conca dipinse in almeno altre 2 tele note, datate 1733, e che è la protagonista del suo affresco sulla volta dell'omonima basilica in Trastevere, eseguito nel 1724 su commissione del cardinale Francesco Acquaviva. Sestieri rilevava in queste tele assonanze con la pittura del Domenichino e anticipazioni proto-neoclassiche. Indubbiamente nel corso del III decennio la pittura di Conca si solidifica e si fa più solidamente composta rispetto ai vivaci sensuali dipinti prodotti nel primo decennio di attività a Roma. Proprio nel 1726 il pittore portava a termine una copia fedele della Santa Petronilla del Guercino nella Basilica Vaticana in vista della sua traduzione a mosaico. Il Cristo morto della cattedrale di Besançon, firmato e datato 1733, è stato identificato anch'esso da Olzewski con uno dei dipinti descritti nell'inventario del 1740. L'iconografia del Cristo portato dai angeli si rifà probabilmente al dipinto eseguito da Trevisani per Clemente XI, prima del 1710, oggi conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Finora inedito è il San Nicola di Bari, conservato in collezione privata, che un'iscrizione sul retro della tela attesta essere stato dipinto dal cavalier Conca per il signor cardinale Ottoboni nel 1734. Il quadro corrisponde anche nelle dimensioni con la tela descritta nell'inventario del 1740, che il successivo elenco del 1742 indica come dipinto sul rame, evidentemente a causa di un errore da parte del compilatore. Olzewski riteneva che il San Nicola menzionato negli inventari fosse un bozzetto per la pala di San Lorenzo in Damaso, a suo avviso commissionata ad Ottoboni e portata a termine dal cardinale Tommaso Ruffo, suo successore nel ruolo di vice cancelliere. La menzione inventariale tuttavia fa chiaramente riferimento a una sola figura, rendendo difficile l'identificazione con la pala raffigurante la Madonna col Bambino e i 2 santi. Il soggetto e lo stile sono invece in stretto rapporto
con il San Nicola della Santa Casa di Loreto. I raffinati accordi cromatici sono tipici di questa fase di moderato avvicinamento di Conca alla scioltezza pittorica del Pugliese Giaquinto, giunto a Roma nel 1727. Forse proprio in virtù di questa compatibilità stilistica tra i due artisti, nel 1733 gli oratoriani di Torino avevano chiesto a Giaquinto di portare a termine la pala iniziata da Conca per la loro chiesa, progettata da Juvarra. Nel suo pionieristico articolo su Conca, pubblicato nel 1967, Anthony Clark associava allo stile ottoboniano una Sacra Famiglia su rame in collezione privata a New York, peraltro meglio identificabile come Adorazione dei Pastori. L'inventario del 1740 menziona effettivamente una Sacra Famiglia di Conca sul rame, ma il fatto che sia specificato che il dipinto era peralto lo rende più compatibile con un altro rame, raffigurante la Sacra Famiglia con i Santi Gioacchino e Anna, successivamente comparso sul mercato antiquario. Lo stile morbido e pacato di entrambi i dipinti giustifica in ogni caso una loro datazione al IV decennio. Fin qui i dipinti riconducibili alla collezione ottoboniana. Il duraturo legame del cardinale con il pittore di Gaeta, tuttavia, si estese anche ad altri ambiti e si propagò ad alcuni membri della sua corte o a personaggi che ebbero con lui rapporti diretti. Il musico e cantore Andrea Adami, che abbiamo già sentito nominare più volte oggi, suo confidente e favoritissimo, nonché Arcade, favorì la commissione a Conca da parte del fratello Carlo, provinciale dell'ordine dei conventuali, del Sant'Antonio che predica i pesci per la chiesa di San Francesco a Bolsena, consacrata nel 1726. Nella decorazione della chiesa, in parte distrutta durante la seconda guerra mondiale, furono coinvolti altri due pittori ottoboniani, Trevisani e Girolamo Pesci. Nella storia di Bolseno, pubblicata dalla Dami nel 1737, è riferita a Conca anche una Madonna del Carmine, allora presente nella chiesa di San Francesco e oggi dispersa. Il tema della predica di Sant'Antonio ai Pesci era stato trattato da Trevisani nel 1687 in una pala destinata a una cappella della famiglia Chigi e San Quirico d'Orcia ed era rappresentato in uno dei paesaggi di Duché presenti nella collezione Ottoboni. È possibile che Conca si fosse volutamente richiamato a quest'ultimo per una della richiesta da un membro della corte del cardinale. La pala di Conca era in pessimo stato di conservazione fino al restauro compiuto nel 1993. Forse per questa ragione la qualità non appare in linea con la coleva produzione del pittore. Il sorprendente realismo del branco di pesci, di cui vi mostro un dettaglio, e che peraltro è presente con caratteristiche simili anche nella versione di Trevisani e San Quirico d'Orcia, è stata interpretata come un'allusione alla professione di pescivendolo del padre dei fratelli Adami. Dopo il già citato Paliotto in argento di Santa Maria Maggiore, nel 1729 Ottoboni sollecitò nuovamente un confronto tra Conca e Trevisani, in occasione di una prestigiosa commissione destinata alla corte di Francia. Per celebrare la nascita del Delfino, figlio di Luigi XV, il cardinale fece rappresentare nel suo teatro alla Cancelleria il Carlo Magno, opera con bellissime macchine, scritta da lui stesso e musicata da Giovan Battista Costanzi. Stando al resoconto fornito da Valesio nel suo diario, Ottoboni inviò in dono al re e a sua moglie Maria Lezinska 2 copie del dramma stampate, legate in lastra d'oro raccamata con le figure per entro fatte dal Trevisani e dal Conca, insigni pittori. Entrambi gli esemplari, corredati di stampe su disegno dell'architetto Nicola Michetti, che riproducono le scene del dramma, come abbiamo già visto, sono recentemente riapparsi sul mercato antiquario. Oltre che come esempio dell'attività di Conca come fornitore di disegni per oggetti d'oreficeria e di arte decorativa, la commissione è significativa per illustrare i suoi legami con la Francia, meno documentati rispetto ai rapporti con la Spagna, l'Inghilterra e con i principi tedeschi. A dispetto dell'antagonismo tra Francia e Italia, che in campo artistico si accentuò all'inizio del Settecento, Conca indubbiamente mirò, soprattutto all'inizio della sua carriera, a farsi conoscere e apprezzare dai collezionisti e committenti francesi, curando al tempo stesso i rapporti con i colleghi d'Oltralpe che frequentavano l'Accademia di Francia a Roma, in primis con Nicolas Bedoz, peraltro anche egli presente nella quadreria del cardinale Ottoboni. Nel tentativo di avvicinarsi alla comunità francese a Roma, il cardinale poté ancora una volta svolgere un ruolo determinante, essendo protettore di Francia dal 1709. Quadri di Conca furono acquistati da 2 uditori di nota francesi, alors Louis Rouault de Gamache e la Vedi Canillac, presenti a Roma nella prima metà del Settecento. A Parigi un suo disegno faceva parte della celebre collezione di Pierre Crozat, che fu a Roma nel 1714. Quando nel 1731 fu bandito il concorso per la nuova facciata della Basilica Lateranense, Ottoboni ne era da un anno arciprete e aveva già cominciato a occuparsi dei relativi progetti. Il cardinale ritrovò il suo pittore, allora principe dell'Accademia di San Luca, tra i giudici della commissione, che nominò vincitore l'architetto fiorentino Alessandro Galilei, nonostante Conca avesse espresso la propria preferenza per i progetti di Nicola Salvi e di Luigi Vanvitelli. In questi anni la presenza dell'architettura nei dipinti di Conca, sempre costante, si fa preponderante, fino al limite del vero e proprio tour de force,
rappresentato dalla grandiosa piscina acrobatica dipinta tra il 1731 e il 1732 nell'abside della chiesa della Santissima Annunziata all'interno dell'ospedale di Santa Maria della Scala a Siena. In questo spettacolare quanto ardito esempio di quadraturismo, giustamente celebrato fin da contemporanei come una delle sue migliori realizzazioni, Conca mise a frutto l'esperienza accumulata negli anni di frequentazione della corte ottoboniana alla Cancelleria, in particolare del teatro, per il quale Juvarra, prima della sua partenza per Torino nel 1714, aveva realizzato diverse scenografie che Tommaso Manfredi ci ha illustrato. Oechslin ha acutamente evidenziato i rapporti tra la grandiosa architettura, entro cui Conca ambientò l'episodio evangelico, e i teatri sacri di Andrea Pozzo, oltre che con le scenografie di Ferdinando Galli Bibiena e appunto di Juvarra. Nella piscina acrobatica, Conca adottò espedienti tipici delle rappresentazioni teatrali. Il pavimento non è altro che un piano scenico, inclinato verso il pubblico per esigenze di visibilità. I colonnati simmetrici sui lati equivalgono a quinte mobili. Il fondale corrisponde alla tela dipinta che scende parallelamente all'arco di proscenio e chiude lo spazio in cui si muovono gli attori. Perfino le due rampe laterali sembrano mettere in comunicazione la ribalta con un'immaginaria platea corrispondente all'invaso della chiesa. 3 anni dopo la morte del suo protettore, nel 1743, il pittore portò a termine un'ultima commissione ufficiale in qualche modo a lui ancora legata, seppur indirettamente, ovvero la Madonna col Bambino di Santi Filippo Neri e Nicola per la cappella del cardinale Tommaso Ruffo, nella Basilica di San Lorenzo in Damaso, di cui Ottoboni era stato titolare. Ruffo, già menzionato in apertura di questo intervento riguardo a un suo possibile ruolo nel trasferimento del pittore da Napoli a Roma, aveva sostituito Ottoboni nella carica di vice cancelliere. In sintonia con il gusto ottoboniano, egli affidò la decorazione della sua cappella, speculare a quella del suo predecessore, a Conca per la parete d'altare e a Giaquinto per la volta. La tela di Conca risulta oggi penalizzata dal cattivo stato di conservazione e dalla scarsa illuminazione della cappella. L'esecuzione, tuttavia, è accurata e sontuosa, come si conveniva a una commissione di tale importanza e visibilità. L'impianto di stretta osservanza marattesca è animato da un movimento aggraziato che ancora ricorda le preziose scene arcadiche prodotte intorno al 1720 e che qui Conca recuperò, probabilmente sollecitato dal diretto confronto con la sciolta eleganza del più giovane Giaquinto. Secondo Zeschi, la pala di San Lorenzo in Damaso sarebbe stata commissionata prima della morte del cardinale Ottoboni, ipotesi che non trova riscontro nei documenti. Lo studioso identificava conseguentemente il San Nicola descritto negli inventari del 1740 come pozzetto per questa pala, ma come si è visto si trattava di una versione ridotta, verosimilmente un modelletto del dipinto della Santa Casa di Loreto. Uno sforzo finito sul rame della pala di San Lorenzo in Damaso è bensì registrato nell'inventario post mortem del cardinale Ruffo, compilato nel 1753, ed è stato identificato da Francesco Petrucci con il raffinato dipinto della Fondazione Marignoli di Montecorona, firmato e datato 1743. Mi sembrava giusto chiudere con il dipinto donato da Conca all'Accademia di San Luca. Nel 1740, anno di morte del cardinale Ottoboni, Conca donava all'Accademia di San Luca l'Assunta con San Sebastiano, collocata sull'altare da lui fatto costruire a proprie spese nella chiesa di Santi Luca e Martina a Campovaccino, presso la sede dell'istituzione di cui il pittore ricopriva allora per la seconda volta la carica di principe. Il dipinto è allo stesso tempo un omaggio all'Accademia e un'autocelebrazione, in cui Conca affida orgogliosamente la propria memoria all'effigie del santo suo omonimo, ma è anche uno spartiacque tra la fase più fertile della sua carriera e l'altrettanto lungo e produttivo periodo in cui egli sostanzialmente beneficiò del prestigio raggiunto nei quasi 30 anni di frequentazione della corte ottoboniana. Dopo il 1740, incalzato dalle nuove tendenze rappresentate da pittori come Subleras, più in sintonia con il gusto di Benedetto XIV, Conca si propose essenzialmente come pittore religioso, autore di pale d'altare per varie chiese di Roma e dello Stato Pontificio e più tardi del Regno di Napoli, rientrando definitivamente in patria nel 1752 e morendo a Gaeta nel 1764 all'età di 84 anni. Grazie. Di Francesco Moschini, che è stato chiamato per un impegno imprevisto. Ho il piacere di introdurre il prossimo relatore, che è l'amico Paolo Cohen dell'Università degli Studi di Teramo, che ci parlerà di Andrea Casali dalla Cancelleria al Mercato dell'Arte Britannico. Paolo. Buongiorno a tutti, grazie
agli organizzatori, grazie tantissimo a Tommaso, amico Tommaso Manfredi e Karin Wolf, grazie a, siccome non c'è, possiamo dirglielo dietro le spalle, devo dire che Francesco Moschini ha veramente trasformato questo posto e l'ha rivitalizzato, è tornato ad essere la casa dell'arte a Roma, davvero un ottimo risultato. Il signor Cardinale Pietro Ottoboni, avendo fatto erigere tutta di nuovo a proprie spese la cappella e l'altare dove si conserva il Santissimo Sacramento nella Basilica di San Lorenzo in Damaso, sua commenda, con ogni buon disegno di architettura e eccellenza di lavoro, arricchita di fini marmi di giallo, verde antico e di metalli dorati e di ottime pitture del signor Cavaliere Casali, cioè Andrea Casali, uno dei migliori allievi del signor Cavaliere Francesco Trevisani, di vari stucchi messi ad oro e di altri nobilissimi ornamenti che la rendono in tutte le sue parti assai bella e magnifica. Ed essendo terminata detta nobilissima cappella e altare, volle anche Sua Eminenza, cioè sempre Ottoboni, domenica mattina consacrarla. Questo è dal diario ordinario 11 agosto del 1736. In effetti, già da qualche anno il cardinale Pietro Ottoboni pensava al rifacimento di questa cappella. I cipoli in metallo dorato recavano origine la data 1732. La commissione a Casali delle pitture e la loro realizzazione dovrebbero cadere tra l'estate e i primi di autunno del 1735. Ottoboni autorizzò il saldo nell'ottobre del 1735. Il 7, Casali ricevette 220 scudi moneta a saldo dei lavori eseguiti. Casali realizzò la pala d'altare con il Padre Eterno e lo Spirito Santo, che poi sarebbe stata sostituita nel 1818 da un'altra pala di Vincenzo Berrettini, e l'affresco della volta con il sacrificio cruento, che è anche chiamato, che succede? O adorazione dell'agnello di Dio e angeli nei pennacchi. Qui possiamo anche apprezzarne il bozzetto John Lemme e ora Palazzo Chigi ad Ariccia. L'altare fu poi consacrato, come ho accennato, il 5 di agosto. Abbiamo spesso affermato che il Casali fu un protegeo, un protetto del cardinale Pietro Ottoboni. Questa è la definizione che le danno fra gli altri Olivier Michel e Giancarlo Sestieri. Ottoboni, oltre alla morte della moglie, avrebbe addirittura condizionato la carriera di Casali nel 1740, cioè la morte del cardinale, appunto ai primi del 40, sarebbe stata l'origine della decisione di Casali di lasciare Roma alla volta dell'Inghilterra. Ma alcuni confronti con i dati di realtà lasciano spazio ad alcuni altri interrogativi, insomma suscita qualche problema. Noi tutti, è già stato notato, è stato citato parecchio, abbiamo presente Ozzeschi e i suoi studi. Abbiamo presente nel caso specifico la pubblicazione degli inventari, o meglio dei vari documenti relativi alla quadreria del cardinale Ottoboni. Pensiamo così, in qualche modo, anche grazie a questi strumenti, di poter avere accesso alle inclinazioni estetiche del cardinale Ottoboni. Siamo nel Settecento, quindi possiamo in qualche maniera, in qualche diritto, parlare effettivamente di gusto. Così come si riflette questo gusto nelle scelte attuate per la sua collezione privata, la sua quadreria in particolare. In base a una logica meramente quantitativa, che d'ora in poi io definirò brutale, possiamo addirittura pensare di tracciare un diagramma dei suoi gusti, del suo gusto, tenendo fermo naturalmente la variabile che è rappresentata da quei dipinti che non sono attribuiti, non vengono attribuite. Ripeto, è una logica brutale, insensibile, ma sugli inventari storici e tenendo ferme le attribuzioni storiche come mere indicazioni di gusto, credo che non ve ne siano molte altre. Allora, nell'inventario Ozzeschi, nell'inventario Ottoboni, un discorso di questo genere in qualche maniera funziona, perché si parla di numeri importanti. Quando si parla di quadri Ottoboni si parla di decine, centinaia di quadri, quindi non di una piccola collezione, e anche perché è stato menzionato prima da chi mi ha preceduto, si parla di un perito
un bel noto qui, insomma, qui all'Accademia di San Luca, vale a dire di Giovanni Paolo Panini, un perito molto affidabile dell'epoca. Allora, gli inventari attestano in primo luogo, lo vedete, una passione per il paesaggio, con 100 dipinti riferito a Pusini, che è poi una sigla in realtà più che altro. Si potrebbe riferirlo a Gaspard Duguay, ma ripeto, sotto questo segno Pusini negli inventari storici ricadono veramente un'enorme quantità di dipinti. Più definita è l'orizzonte, vale a dire Jan Franz van Blumen con 16 quadri, cioè a quella persona che andava configurandosi già allora come l'erede riconosciuto di Claude Lorrain, è stato menzionato prima anche da Tommaso. Scorrendo l'elenco funziona questa brutale logica quantitativa, ne ripeto, nella sua brutalità, nella sua essenzialità, anche per la pittura di storia, di figura, con 5 dipinti riferiti a Carlo Maratti, 11 a Sebastiano Conca, 14 a Brandi, 15 a Luti, 30 a Trevisani, tutti pittori che in tutte parti sono stati già menzionati prima. Ma attenzione, quando si entra nel merito, cioè entra con noi nel nostro merito, eravamo tutti contenti, fin qui dobbiamo fermarci, perché ci troviamo di fronte a un muro. Come dicevo prima, una poesia. A guardare gli inventari, Ottoboni non possedeva neppure un dipinto di Casali dal suo presunto protégé. Cioè, la configurazione di Casali, così semplice come un pittore di Ottoboni della schiera ottoboniana, che invece abbiamo appena verificato in quelli precedenti, non funziona. Allora, come dicevo prima, un'analisi più attenta di Casali rivela altre aporie, altre difficoltà. Allora pensiamo allo sviluppo della sua carriera e consentitemi a quel punto qualche riepilogo, perché non è che si tratta di Michelangelo e quindi tutti noi abbiamo presente la carriera di questo pittore in tutte le sue età. Però Casali nacque nel 1705 da un sarto, quindi da condizioni piuttosto umili, viene confermato dalle fonti. Le fonti ci dicono anche di un tirocinio presso lo studio di Sebastiano Conca e di un altro più lungo, soprattutto più solido, più profondo, più efficace dal punto di vista linguistico, in un altro studio importante che è quello di Francesco Trevisani. Sono indicazioni che trovano sostanza nella sua pittura, nel suo linguaggio. Siamo molto presto, a 20 anni, 1725, c'è la prima vera svolta. Quell'anno emerge tra i vincitori, il soggetto di questa frase naturalmente Casali, emerge tra i vincitori del concorso clementino. L'artista giovanissimo vince il secondo premio nella seconda classe ed ecco qui la sua prova. Passano pochi mesi ed ecco il successo. Siamo nel luglio 1729, Casali aveva portato a termine nei mesi precedenti gli affreschi delle lunette, 32 lunette per il chiostro di San Sisto Vecchio, con storie di San Domenico. In quell'occasione riceve la croce di Cavaliere dello Speron d'Oro, direttamente dalle mani di Benedetto XIII, ripeto, non ha ancora compiuto 24 anni. Quella croce, quella grande onorificenza, portarono, come è logico, una serie di commissioni. Questo successo si può misurare soprattutto nella diocesi di Rieti, ruotano intorno al 1730, o al martirio di Santa Caterina per la chiesa di Bolsena, omonima, del 32, e poi passando, naturalmente l'ho citato all'inizio, attraverso la cappella del Sacramento in San Lorenzo in Damaso. In quel caso siamo nel 1735-36 e proseguiamo sempre scorrendo il rosario degli anni 30 con due tele oggi all'Albertina, sono firmate e datate, una raffigurante l'Annunciazione e l'altra l'Adorazione dei Magi, 1738. Allora, in termini sociali, se dovessimo profilarla attraverso i canoni della storia sociale dell'arte, questa è una carriera forgiata secondo un calco preciso, è quello del self-made man, dell'homo novus, dell'uomo che si fa da sé a forza del proprio talento, che deve dunque tutto a se stesso. A un certo punto della carriera, grazie a questo talento, incontra un uomo importante, ricco, raffinato, patrono delle arti, che lo sceglie per una cappella, una grande impresa, quella che abbiamo appena nominato del San Lorenzo in Damaso.
Come è noto, nel 1740 Casali prese la via dell'Inghilterra. In Inghilterra ebbe molto successo, vi rimase più di 20 anni, molto più di Canaletto, molto più di ricci di altri spatriati italiani. L'Inghilterra lo rese un uomo ricco, grazie alle commissioni di quadri, sicuro, grazie alle vendite soprattutto di quadri, cioè diventò proprio una persona molto molto ricca grazie a questa cosa. L'inventario dei beni molto più tardi di Roma parla chiaro, cioè di un uomo assolutamente capace di scegliere la mattina su quale carrozza recarsi. Quadri venduti propri, quadri venduti di altri, in larga misura importati apposta dall'Italia, da Roma. Quindi insomma abbiamo di fronte un profilo di un artista mercante, punto, non c'è molto altro da dire su questo. Ora, a Roma il calcolo di questo discorso, cioè questa cosa era stata portata avanti soprattutto da Carlo Maratti. Maratti aveva esordito molto giovane, lo ricordiamo, lo sappiamo, accanto a Sacchi, si era imposto attraverso il proprio contributo al Battistero, aveva per primo trovato credito pubblico presso il pubblico britannico. Questa è una fase importante, è stato più volte sottolineato, insomma, tra l'altro da Simonetta Prosperi, cioè è uno fra i primi a stabilire legami estremamente solidi con la Gran Bretagna. Ne aveva scoperto le potenzialità economiche, aveva contribuito con alcune novità anche a svecchiare questo pubblico e quell'ambiente, a metterlo al passo con il tempo. E sempre Maratti aveva trovato la chiave per imporsi in parallelo come mercante, tra l'altro vendendo agli inglesi, e nel suo caso, nel caso di Maratti, lo aveva fatto all'ombra dell'Accademia, insieme all'Accademia. Casali rappresenta in qualche modo il momento successivo, portò direttamente in Inghilterra il modello di artista mercante romano. Qualcuno lo prese in giro l'abitudine a presentarsi ovunque come le Chevalier Casali, no? Il cavaliere Casali, facendo fede sulla croce dello Spiano d'Oro. È facile capire perché in Inghilterra a quell'altezza non si riconosceva che cosa significasse in termini professionali una onorificenza del genere, peraltro ottenuta da un pontefice, quindi come dire, dal capo del cattolicesimo. L'idea che un pittore potesse essere riconosciuto professionalmente non andava molto bene. E va d'altronde ricordato che l'uscita di Casali definitiva dall'Inghilterra avviene proprio poco prima della fondazione, sempre in Inghilterra, della Royal Academy nel 68, che naturalmente cambia le cose, cambia lo status del pittore. A quel punto anche in Inghilterra l'accademizzazione e la professionalizzazione degli artisti avrebbero ricevuto un impulso verso l'avanti, ma a quel punto Casali non c'era più. Dopo questa lunghissima parentesi inglese, Casali tornò a Roma, ma a quel punto sembrerà strano, può sembrare strano, curioso, il suo tempo si era concluso, il suo tempo era finito. Dopo il ritorno e negli anni a seguire non riuscì a pubblicare nemmeno un quadro importante. Rimane da capire come mai egli non seppe gestire il successo dopo il ritorno in patria. Vi è senza dubbio da tenere conto, e lo dico in primo luogo, del cambiamento linguistico, è stato accennato anche a proposito di Conca. Dopo oltre un quarto di secolo di assenza, Casali era stato tagliato fuori dall'arte che contava, dalle nuove frontiere linguistiche romane, e semmai aveva provato, quando era in Inghilterra, a orientare le proprie vele, a prendere quel vento che era la nuova pittura di storia inglese, quei nuovi temi che erano endogeni all'Inghilterra che egli aveva adottato, che traducendoli, volgendoli in un linguaggio che gli era proprio. Sono insomma quei temi che di lì a poco tempo avrebbero portato alla galleria shakespeariana di Coidel. Ma questo discorso vale anche sul piano del mercato. È possibile che uno dei motivi per tornare a casa a Roma, poco dopo la metà degli anni 60, fossero le prospettive di fare mercato. Questo magari c'era questo nella testa di Casali, cioè di inserirsi nel mercato dell'arte che negli anni 60 era divenuto sempre più forte. Beh, se questo fu il suo calcolo, ve lo dico subito, fu un calcolo sbagliato, ancora una volta. Cioè gli italiani, i mercanti italiani, anche quelli che sapevano bene non solo il francese ma anche l'inglese, non erano molti, avevano ormai fatto il loro tempo a quell'altezza.
Il discorso vale per Figoroni, vale per Venuti, salvo poche eccezioni, non è vero per Piranesi, non è vero per Cavacetti, ma vi è negli anni 60 una nuova generazione di britannici, non dico inglesi perché molti vengono invece dalla Scozia. Penso a James Byers, a Thomas Jenkins, ma penso soprattutto all'uomo che vediamo rappresentato qui attraverso una miniatura di Osiah Humphrey, cioè Gavin Hamilton. Hamilton fu, secondo me, per Casali l'avversario più duro di tutti. Durissimo. Hamilton era in grado di batterlo in tutti i campi, se facessimo un paragone con il tennis, su tutte le superfici. Gli chiudeva tutte le strade, ogni volta c'era lui. Era aggiornatissimo sugli ultimi linguaggi, era il punto di riferimento, il primiero per gli inglesi, per i britannici che venivano qui, e anziché andare a guardare verso i temi britannici, endogeni, lui andava verso l'Iliade dell'Odissea, andando invece semmai verso Winkelmann. E non basta ancora. Hamilton aveva dalla sua tutta la forza del legame a doppio filo con l'archeologia, in questo senso la stanza di Elena e Paride per Marcantonio Borghese rappresenta davvero il de profundis anche ci siamo come per Casali. Allora, il tema adesso è sempre Casali, quindi vediamo come provò a reagire, questo è interessante. Come è stato dimostrato anche di recente da Jesus Angel Barreda, Casali, dopo il ritorno dall'Inghilterra, mise in piedi una sorta di galleria personale. Mise una sorta di galleria personale di quadri. Voi mi dite, casa sua? No. Per strada? No. All'interno di una chiesa. Perché tale può considerarsi la chiesa ancora oggi della Santissima Trinità degli Spagnoli, a Via Condotti. È una cosa molto singolare, che ricorda l'esposizione di arte contemporanea, ricorda da lontano, organizzata a Tremanica, e a quell'altezza un po' di meno a Roma. Ma ora, la cosa interessante è che nell'attuare questa sua personale galleria, nel metterla in piedi, Casali utilizzò un sistema che nella sostanza, cioè nei rapporti di retribuzione, e perciò anche di forza, a quell'altezza poteva dirsi ormai abbastanza particolare. Cioè, questi quadri non sono acquistati, tantomeno commissionati dai trinitari spagnoli. È Casali stesso che li dona attraverso il meccanismo del dono, cioè non vuole denaro, semmai più tardi, così dicono i documenti, riceve delle cose di cibo, del tabacco, della cioccolata, questo genere di doni qui. E alla fine c'è l'ultima fase, c'è la fase, diciamo, dell'anima. Prima Flavia Titti ci ha letto un passo interessante, importante dal testamento Ottoboni. Anche l'ottimo Casali reagì in questo modo, pensò all'oltretomba e quindi ottenne anche di farsi seppellire nella cripta della chiesa. Quindi dal punto di vista del pensiero reagì come un vero artista, cioè cercò di reagire alla sfortuna comportandosi da artista, cioè reagì all'emarginazione obiettiva con gli strumenti propri di quella sua professione, esponendo una propria selezione di dipinti, di grandi dipinti di pali d'altare in una chiesa del centro, in una chiesa che non era stata scelta a caso perché si trovava a 2 passi da casa sua, lui abitava a San Silvestro, e dall'altra parte però erano entrambe nel cuore del cosiddetto ghetto degli inglesi, quindi tutto in qualche maniera torna, no? Ma nell'anima, cioè nella sala macchine di questa operazione, batte un cuore vecchio. Il sistema del dono a quell'altezza apparteneva a un mondo, una mentalità, cioè di tipo aristocratici, di tipo aristocratico, e questo è il punto. L'abbiamo visto con Flavia, quanto e come venga utilizzato nei rapporti fra dei doni della diplomazia, è un meccanismo ormai abbastanza ben studiato, ma soprattutto nel 4, nel 5, nel 600. Bene, tanti anni prima Carlo Maratti aveva proprio preso le distanze da questo. Lo sappiamo attraverso il suo profilo complessivo, come è stato ricostruito da me in altra sede, lo sappiamo attraverso
un passaggio bellissimo della biografia di Maratti, così come ci viene restituita da Lione Pascoli. Maratti aveva imposto un nuovo standard di professionalità agli artisti romani, aveva preteso di essere pagato in contanti, 300 scudi per una Madonna con bambino, e proprio per questo motivo aveva litigato furiosamente con quello che viene chiamato un corriere francese, che invece di dargli 300 scudi e di pagarlo in contanti, oggi si direbbe cash, no? Aveva cercato di dargli una calzetta di seta, esattamente quel tipo di pagamento che invece sarebbe stato dato a Casali. Quando messo alle corde, Casali aveva in apparenza cercato di mettere in pratica quanto aveva visto e appreso in Inghilterra, cioè attraverso una mostra personale. Ripeto, l'idea era quella di crearsi un parterre importante, ufficiale, pubblico attraverso i doni alla Trinità degli Spagnoli e poi eventualmente farsi mostrare i quadri da cavalletto che aveva a casa sua. Ma questo metodo, ve lo dico subito, non ebbe particolare successo. Non conosciamo pitture pubbliche importanti di Casali negli ultime parti della propria vita. Oramai era un uomo anziano, ricco, grazie ai soldi fatti in Inghilterra, aveva una figlia accanto a sé che gli rimase accanto a sé per tutto il tempo. Quindi ne viene fuori una serie di aporie, come dicevo, una serie di contraddizioni, di difficoltà di inquadrare perfettamente questo pittore. Naturalmente lascio agli atti una discussione più ampia anche in termini di confronto. La protezione accordatagli da Ottoboni e le sue scelte estetiche, come pure la sua prima fase della carriera obiettivamente repentina, ci fanno pensare a una forte vicinanza con Carlo Maratti, ma continuo a pensare che sia un uomo che si muove fra due realtà artisticamente molto avanzate data l'epoca di cui stiamo parlando, cioè fra Roma da una parte e Londra, che però alla fine non riesca a stare al passo né con l'una né in fondo con l'altra. Credo che esattamente in questo risiede il fascino di Casali. Ricordo di averne parlato a lungo con Olivier Michel, compianto Olivier Michel, un uomo modesto e gentile nel porgersi, quanto invece forte nella disciplina e nella conoscenza, che dominava completamente Andrea Casali. Ecco, nel chiudere questa relazione sul profilo sociale di Casali mi fa piacere dedicarlo appunto a Michel. Grazie. Dire che quello che avrebbe dovuto parlare la Valentin Toutankitelier e purtroppo per ragioni logistiche insorte non potrà essere presente, come speriamo invece che possa contribuire agli atti. Quindi diciamo che la sessione con le relazioni si conclude qui, però a questo punto, visto che c'è un po' di tempo, se ci sono delle domande da parte del pubblico nei confronti dei relatori, ovviamente me compreso, insomma. Sì, ci rivediamo come da programma alle 14:30. Naturalmente vi chiedo la puntualità perché in relazione al concerto che dovrà essere necessariamente alle 19, allora cercheremo di contenere al massimo i contributi, ecco, quindi avendo anche un margine di tempo adesso, quindi per le 14:30, ecco, vi chiedo la cortesia di... Vuole dire una domanda? Sì, prego, a Luizio. La domanda è rivolta a te e a Karen. Sì. Avete entrambi accennato a dei momenti di improvvisazione. Ecco, questo è un aspetto interessante che mi pare, per quanto noto, non sia stato ampiamente trattato mai, no? Sì, E tu mi pare, a proposito di della pratica del disegno, ecco, per quello che riguarda okay. E Karen invece per addirittura per spettacoli teatrali, no? Per comedies, no? Ecco, ma che cosa dobbiamo immaginarci? Che cosa vuol dire improvvisare spettacoli teatrali e perché a Giovanni ha chiesto di improvvisare
Cioè sono forme di intrattenimento indubbiamente, ma come erano articolate, Allora, quale ruolo avevano diversi... Per quanto riguarda Yobar, la sua fama è legata ai cosiddetti caffè, cioè caffè che poi chiaramente erano come dire, dei luoghi sociali, incontro sociale, laddove lui, discorrendo amabilmente come un virtuoso veramente, disegnava all'impronta queste vedute che poi tra l'altro ancora sono come dire, riscontrabili sul mercato antiquario, insomma anche a bei prezzi, inimmaginabili allora, quando lui in 30 secondi disegnava più o meno una veduta all'antica che poi... No, invece il discorso di Trevisani lo è, perché sono queste commedie all'improvviso, sono una forma quasi codificata, anche se all'improvviso, di commedia dell'arte in qualche modo, che vista la non necessità di ambienti strutturati come scenografie e quant'altro, potevano essere facilmente allestiti e disallestiti in presenza di pene che venivano in periodo di proibizione degli spettacoli teatrali di qualsiasi genere profani, venivano combinate a chi, anche spesso molti nobili, erano multati o addirittura così anche espatriati per un breve periodo proprio a seguito di questi spettacoli profani. Altrimenti gli spettacoli religiosi erano naturalmente consentiti e molti convergevano su questi per manifestare la propria propensione allo spettacolo, quindi anche una certa sociabilità che necessariamente a Roma doveva dirigersi. Un'improvvisazione affidata sostanzialmente agli attori. Sì, non alle scene, difficilmente potevano esserci dei fondali, in questo caso di Trevisani, ma Trevisani lì aveva, se posso permettermi, aveva questo ruolo, aveva un luogo destinato a, chiamiamolo così, teatro, uno stanzone presumo, non so Carina se puoi dire. Sì, lui era famoso per questi ma per scherzare, lui era famoso per essere provocatorio, per recitare, per quello che era anche molto amato per Giulione a corte, per questo ruolo proprio di attore di corte. Anche di animatore. Sì, Bene, ne sappiamo qualcosa in più, grazie. Ci sono altre domande? Anche per gli altri relatori? Se no possiamo anche allora aggiornarci e eventualmente poi fare un altro giro a fine sessione pomeridiana prima del concerto, al quale davvero vi invito a partecipare.